Sempre. Buongiorno, ben trovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est, terzo giorno della fase 2 di questa famigerata fase di ripartenza, una ripartenza graduale fatta di tanti timori e di tante aspettative anche. I fronti aperti sono tantissimi, sia a livello nazionale che regionale, ma anche a livello comunitario. Facciamo un po' una sintesi della giornata che sta per iniziare, partendo da quello che sta succedendo a Roma. Ci colleghiamo fra pochissimo con il sottosegretario Baretta, ma va detto che si sta studiando il decreto maggio, quello che doveva essere il decreto aprile. Sul piatto ci sono 55 miliardi di euro, di fatto una delle manovre economiche più poderose della storia recente della Repubblica. Si sta discutendo sul reddito di emergenza, sulla riduzione dell'orario di lavoro, non mancano frizioni fra alleati di governo. Fa discutere invece a livello comunitario lo schiaffo arrivato all'Europa da parte della Corte Costituzionale tedesca, che di fatto ha bocciato o quantomeno ridimensionato, tentato di ridimensionare il programma di acquisto di titoli di Stato dei Paesi membri dell'Unione, programma che era stato avviato nel 2015 dall'ex presidente della BCE Mario Draghi per dare liquidità agli stati maggiormente in difficoltà. Un vero e proprio ordigno politico legale. Sul fronte europeo poi c'è il sorpasso della Gran Bretagna sull'Italia per quanto concerne i morti da coronavirus. A livello internazionale invece si infiamma lo scontro fra Stati Uniti e Cina, con il ministro Di Maio che chiarisce: la Cina è un partner, ma i valori dell'Italia sono quelli della NATO, il baricentro non cambia. A livello regionale invece prosegue la trattativa con il governo sulle riaperture. Lo stesso sottosegretario Variati lunedì, ospite collegato in diretta con noi, aveva anticipato l'intenzione dell'esecutivo di rivedere quantomeno il piano, di farlo accanto alle regioni sulla base della curva epidemiologica. Questo il quadro complessivo. Adesso lo vedo sullo schermo, siamo collegati con il sottosegretario di Stato all'Economia Pierpaolo Baretta. Buongiorno sottosegretario, grazie per la disponibilità. Buongiorno a voi, buona giornata. Dicevo in apertura, si sta discutendo ancora di questo decreto maggio, doveva essere il decreto aprile, siamo a maggio, sul tavolo ci sono risorse molto ingenti, 55 miliardi di euro. Come sta procedendo la discussione, qual è la vostra roadmap? Le discussioni sulle manovre importanti sono sempre negli ultimi giorni cariche di dibattito, di scelte da compiere, e questa particolarmente perché ha quella dimensione che lei ricordava, 55 miliardi, non ci sono precedenti nella storia italiana. Se aggiungiamo a questi 55 i 25 del mese di marzo, siamo a 80 miliardi di intervento nel giro di un mese e mezzo, quindi è chiaro che si tratta di una manovra anche molto delicata. Sta procedendo con un sforzo di accelerare al massimo nell'ipotesi di concludere in settimana il testo e poterlo poi varare in maniera tale che quei provvedimenti che sono contenuti siano poi distribuiti a chi ne avrà diritto, e quindi mi auguro, penso, stiamo realisticamente, si può dire che in settimana ce la facciamo. C'è un'ipotesi anche di domani sera, ma insomma non stiamo a fare promesse, l'importante è che lo si faccia bene, lo si faccia in questi giorni, in modo tale che poi, diciamo, dalla settimana prossima sia operativo e possa risolvere una parte dei problemi difficili che abbiamo.
E ci sarà il reddito di emergenza, sottosegretario? Sì, ci saranno molti provvedimenti, ci sarà il raddoppio della cassa integrazione per altre 9 settimane, quindi 18 in tutto, ci sarà la riconferma del bonus per le partite IVA e i professionisti, ci saranno 3 miliardi per i comuni perché hanno avuto molte spese in questo periodo, ci saranno interventi a fondo perduto per le imprese, soprattutto per lo storno di affitti, di bollette e di altre voci significative, e sì, ci sarà anche il reddito di emergenza per quella fascia di popolazione che non ha altri redditi e non ha nemmeno ammortizzatori sociali, quindi una categoria particolarmente esposta sia sul piano sociale sia sul piano poi delle conseguenze professionali. Quindi è ufficiale, mi sembra di capire, sottosegretario, ci saranno interventi diretti sulle spese fisse dei piccoli imprenditori? Sì, 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 ci sono interventi diretti, diciamo allo stato della nostra valutazione, siamo attorno ai 10 miliardi di intervento proprio su queste singole voci, ai quali si aggiungono altrettanti che metteremo nella disponibilità degli enti locali perché paghino i loro fornitori, che è molto importante perché spesso i fornitori degli enti locali sono anche coloro che fanno servizi sociali, dalla scuola all'assistenza alle persone con difficoltà, e c'è un problema anche di blocco della liquidità e quindi questo in parte lo aiuta, ma sì, c'è certamente questo insieme di provvedimenti che dovrebbero in qualche modo consentire di gestire questa difficile transizione e avviare anche questa ripresa, la quale non sarà segnata da una immediata diciamo, ripresa di consumi, ovviamente lo sappiamo perché c'è questa caduta generale di reddito, quindi a maggior ragione va aiutata la transizione. Aprire va bene con le attenzioni sanitarie, ma contemporaneamente sapere che le aperture non basteranno, ci saranno categorie che continueranno a soffrire. Sottosegretario, c'è il tema poi della sanatoria per 600.000 lavoratori stagionali in nero, che è la proposta poi del ministro Bellanova. A tal proposito, fra poco parleremo di un'operazione portata avanti dai carabinieri di Treviso proprio sul fronte del caporalato. Ci sono frizioni all'interno della maggioranza su questa proposta. Qual è la direzione che state prendendo? Ma sì, come ricordava lei, c'è una discussione, ovviamente assolutamente ovvio che ci sia, data la delicatezza del tema. Quello che sta succedendo in agricoltura è un'emergenza, nel senso che noi abbiamo il rischio che molte delle produzioni non vengano raccolte, tant'è che si era parlato, ed è un tema anch'esso aperto, della possibilità di consentire ai cassaintegrati o a coloro che hanno il reddito di cittadinanza di andare a lavorare proprio nel mondo agricolo. Però al tempo stesso lì c'è una manodopera che è sfruttata, che è fatta lavorare in condizioni di illegalità, e quindi un intervento che tenga conto anche di questa situazione può consentire di fare un salto di qualità. Guardi, qui ci sono due cose evidenti da questo coronavirus. La prima, quanto ci mancano i soldi del nero e quanto fa male una burocrazia inefficiente. Queste due cose sono due problemi che è doveroso che la politica affronti. Verrebbe da dire oggi o mai più. Sì, diciamo paradossalmente è così, nel senso che oggi abbiamo delle condizioni legate proprio all'emergenza e anche alla spinta sociale a cambiare queste cose che dobbiamo cogliere combattendo anche contro resistenze che ci sono in questa direzione da più parti. Credo che qui anche un'alleanza con le categorie economiche e con i sindacati possa essere molto utile per entrambi i fronti. Ecco, le chiedo un commento anche sulla notizia che abbiamo dato in apertura, che poi è la notizia che ha fatto il giro d'Europa. Questo stop della Corte Costituzionale tedesca al piano di acquisto di titoli di Stato da parte della BCE. Che segnale è? Di fatto è un ordigno che esplode in un momento delicatissimo per l'Europa questo.
Ma è sicuramente un ordigno politico e istituzionale. Non è detto che abbia degli effetti deflagranti dal punto di vista pratico, perché la BCE continua e in ogni caso non è un'imposizione alla BCE. Sicuramente però è un segnale di quanto sia problematica questa discussione e quanto sia giusto che noi, diciamo, insistiamo e battagliamo perché cambi il passo l'Europa. Devo dire che però è un segnale anche che porrà problemi seri nel dibattito interno alla Germania, perché voglio ricordare che proprio 10-15 giorni fa i principali manager delle case automobilistiche tedesche si erano rivolti alla signora Merkel dicendo praticamente: attenta a penalizzare l'Italia perché le migliori componenti dei nostri automobili li fanno loro. E quindi mostrando come c'è un'integrazione per cui la risposta europea è assolutamente necessaria. Quindi credo che questa questione, che non avrà pratiche conseguenze, ma che è un segnale che non va assolutamente sottovalutato, anzi diciamo non fastidioso e preoccupante, però aprirà anche un dibattito interno alla Germania, dovrà costringere la Germania a fare delle scelte più chiare e non una sorta di bagnomaria tra essere europeisti da un lato ed essere nazionalisti dall'altro, perché è possibile essere europeisti e avere a cuore la propria nazione, ma è evidente che ormai il tema è quali politiche generali l'Europa ha, soprattutto rispetto al fatto che lo scenario mondiale sta cambiando. Il conflitto tra l'America e la Russia è un conflitto che però ha come sfondo la supremazia. L'Europa non può essere soltanto il terzo incomodo, è comunque ancora il primo mercato mondiale, quindi ha un obbligo di stare in gioco e di difendere se stessa, e lo può fare solo se è unita. Sottosegretario, veniamo alle questioni interne, regionali e locali. C'è questa trattativa in corso tra Regione e Governo sulle riaperture anticipate in Veneto. Il suo collega Variati pochi giorni fa, proprio qui, aveva detto: ci ragioniamo, vediamo come evolverà la curva epidemiologica. Lei come la vede? Questa trattativa va avanti? Ci sono concrete possibilità che i negozi in Veneto, i servizi alla persona possano riaprire prima del 18 o addirittura del 1° giugno? Ma la trattativa deve assolutamente andare avanti, perché la condizione per una buona ripartenza è che abbiamo buoni protocolli di tutela della salute, e devo dire anche qualche riflessione che dovremmo fare insieme su quali sono le ricadute economiche delle riaperture, perché come ho detto prima non è automatico che la riapertura comporti una risoluzione dei problemi, però fondamentalmente per poter aprire in sicurezza è necessario che siamo tutti tranquilli, che lo siano le categorie economiche, che lo siano i clienti, che lo siano gli operatori. Io penso che quindi è una trattativa giusta, necessaria, bene che sia fatta insieme, che non ci siano stop and go, passi in avanti, passi indietro, autonomi. Sono fiducioso che si possa fare un percorso guidato. Penso ad esempio a una fascia sociale, a una fascia economica che è molto sofferente, quella degli acconciatori, che sono gli ultimi per ragioni di vicinanza e di distanza, ma ho visto in questi giorni come ci sono messi a punto protocolli di sicurezza molto, molto validi, quindi la trattativa deve servire a garantire a tutti di aprire prima, se è possibile, e mi auguro di sì, ma di aprire in sicurezza, quindi va intensificata e credo che sia anche a buon punto. E quando potremo avere una prima risposta da questo punto di vista, secondo lei? Questo dipende molto da tutti, dalla Presidenza del Consiglio e dalle categorie che sono rappresentate. Come si è visto in questo periodo, le risposte arrivano di giorno in giorno, non ci sono date magiche. Certo, i due problemi principali che noi abbiamo sono: che risposta diamo al commercio, quanto possiamo anticipare al massimo l'apertura del commercio, intendendo negozi eccetera, compreso in questo senso anche la parte dei servizi alla persona, e l'altro, che per il nostro territorio è altrettanto importante,
quando possiamo aprire le spiagge e la stagione balneare, sulla quale, come sappiamo, gli operatori hanno bisogno di un po' di preavviso per organizzarsi, ma credo che nel giro di pochi giorni è necessario, anche perché il tempo passa e quindi o diamo subito delle risposte oppure arriviamo lo stesso alle date di prima. Quindi io sono fiducioso che in pochi giorni si possa, dipende molto dal senso di responsabilità. Certo, abbiamo un serio problema che abbiamo visto in questi giorni un po' dappertutto, a Venezia in particolare, che è quello di come si organizzano i trasporti, certo, come si organizzano la mobilità. E tra l'altro, sottosegretario, la interrompo solo per dirle che i sindacati proprio in queste ore stanno attaccando sulla gestione del trasporto pubblico locale a Venezia. Ma insomma, basta leggere i giornali di ieri e di oggi per capire che quello che avevamo in qualche modo detto, l'avevamo detto proprio per cercare di contribuire tutti alla soluzione dei problemi, poi si è verificato. Io non credo, lo voglio dire con grande sincerità, che sia una questione che possa essere scaricata sull'impresa, sull'azienda e sui lavoratori, perché i lavoratori stanno in cassa integrazione e sono pronti a rientrare. L'azienda ha un equilibrio di bilancio molto difficile, qui è l'amministrazione che deve dare un piano organico per ridurre al minimo il disagio. Questo non è avvenuto e si è visto in questi giorni che c'è molto lavoro da fare, spero che si faccia per il bene dei cittadini. Sottosegretario, un ultimo flash. Lunedì proprio a Venezia, nella sua Venezia, dove lei tra l'altro si candiderà anche a sindaco, c'è stata una protesta molto forte dei lavoratori delle partite IVA. Venezia ha una peculiarità nell'emergenza, una straordinarietà in una situazione già di per sé straordinaria. Che effetto le ha fatto da veneziano? E qua servono veramente risposte specifiche per la città di Venezia. Ma devo dire con molta sincerità che quella manifestazione aveva due volti. Aveva il volto dei commercianti veri, degli artigiani veri che erano in difficoltà, che sono in difficoltà, che hanno fatto bene a porre questo tema, che è legittimo che dicano alle istituzioni, dal governo alla regione, al comune, perché tutti hanno una responsabilità. Non c'è solo il governo, c'è il governo che ha la prima, la regione ha la sua, il comune ha la sua, che dobbiamo dare risposte, questo è giusto. Dopodiché c'è stata anche un po' di strumentalizzazione politica che io trovo sbagliata nei confronti proprio di queste categorie che stanno soffrendo. E quindi da un certo punto di vista la cosa mi ha anche molto coinvolto, come dire, anche emotivamente, come diceva lei, perché vedere nella mia città, nella nostra città, sfilare persone che hanno difficoltà reali e sappiamo che a questo punto c'è bisogno di ragionare sui prossimi anni, non soltanto sui prossimi mesi, perché ad esempio l'effetto turismo non avremo a breve una soluzione, dobbiamo immaginare una nuova percorso, una nuove proposte sul turismo, sul commercio, sulla residenzialità. Quindi la sfida vera a questo punto è quella di costruire risposte per l'oggi, per sostenere e per tamponare e per dare sostentamento, ma soprattutto per il domani, immaginando che dobbiamo impedire che molte di queste imprese artigiane e commerciali siano costrette a chiudere, che sarebbe per una nostra economia veneta e per la città di Venezia veramente un disastro. Venezia è tra le più esposte d'Italia come città, per questo serve una grande idea di sostegno ma anche di prospettiva. Sottosegretario, la ringrazio, ovviamente ci teniamo aggiornati sull'evoluzione di questo atteso decreto maggio e quindi che si arrivi entro la settimana, come dice lei, all'approvazione. Grazie e buon lavoro. Grazie, sottosegretario. Giornate. Prima di collegarmi con Venezia, con Filippo Fois e Sandro Ponchio, ecco, dicevamo prima che in realtà vedo già collegato. Ecco, perfetto, allora mi collegherei con Filippo Fois, poi vi do una notizia di cronaca. Buongiorno Filippo.
Buongiorno Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo pronti, ci troviamo come sempre di fronte all'ingresso per la stampa della sede regionale della Protezione Civile del Veneto, dove tra poco si terrà il consueto punto stampa del governatore Zaia. Innanzitutto io esordirei con una nota di colore, perché è nato il primo pulcino. Voi sapete che alle spalle del governatore da quasi un mese oramai si trovano due incubatrici di uova che sono state regalate da dei bambini, da due bambini diversi. Si aspettava che si schiudessero le prime uova proprio in questo periodo. Ebbene, oggi c'è stato il primo nato, ci dicono il pulcino, e lì dentro oggi forse ne parlerà anche il presidente. Sta bene, sta dormendo in questo momento, secondo le ultime notizie. Adesso si aspetta che si schiudano le altre uova. Per quello che riguarda invece il punto stampa di oggi, secondo quelle che sono alcune indiscrezioni oggi da parte dell'assessore Emanuela Lanzarin, potrebbero arrivare delle novità per quello che riguarda l'apertura degli asili nido. Voi sapete che questo è uno dei temi molto sentiti della fase 2, la riapertura dei posti di lavoro e quindi la necessità per molte famiglie di affidare il proprio figlio a una struttura che lo possa tenere in sicurezza. In questi mesi, in queste settimane ci sono già stati diversi incontri tra tutte le parti in causa qui in Regione per studiare e mettere a punto quelle che dovrebbero essere le nuove modalità in cui si svolgerà questa attività. Oggi probabilmente potrebbero esserci appunto delle novità da questo fronte. Potremmo anche iniziare forse a dare qualche data di apertura di queste strutture. Tra l'altro questo ci diceva anche il sottosegretario Baretta poco fa in collegamento via Skype, quindi sembrerebbe che l'orientamento sia proprio questo. E quindi buone notizie per le partite IVA, per gli operatori dei servizi alla persona, negozianti e quant'altro. Filippo, chiedo a te da veneziano doc ed esperto conoscitore della realtà veneziana, com'è la situazione sui trasporti? C'è una tensione crescente anche tra i sindacati per quanto concerne il trasporto pubblico locale a Venezia? Sì, proprio questa mattina doveva esserci tra l'altro una conferenza stampa con una nuova presa di posizione, questa volta da parte della CGIL. È stata rimandata domani assieme alle RSU, le rappresentanze sindacali unitarie di base, però noi tra l'altro nel corso del nostro telegiornale di oggi di Venezia vi daremo comunque delle anticipazioni su quella che è la posizione della CGIL, su quelle che sono le ultime novità su questo fronte. Il problema effettivamente esiste, perché continuano a esserci tantissime testimonianze di mezzi pubblici nei quali per vari motivi non vengono rispettate quelle che dovrebbero essere le distanze di sicurezza anticontagio, per cui anche il web e non solo la nostra redazione invasa di fotografie in cui si vedono molte persone che viaggiano molto vicine. Poi c'è anche una questione che però non riguarda più né la CTV né il Comune né la Regione né il governo italiano, che è quella della responsabilità dei passeggeri. Continuano a esserci persone che viaggiano con la mascherina abbassata o comunque col naso fuori, che non mantengono le disposizioni. Da questo punto di vista però c'è anche da dire che era stata paventata l'ipotesi di una squadra di supercontrollori che fosse proprio delegata a questo compito, a quello di controllare che la gente viaggiasse in sicurezza e rispettasse tutte le norme. Ma da questo punto di vista insomma siamo ancora in una situazione in fieri, diciamo work in progress. E nei giorni scorsi, Filippo, all'esterno dell'unità di crisi ci sono stati diversi sit-in di protesta di lavoratori, partite IVA. Oggi com'è la situazione? C'è qualcuno? Ma al momento sembrerebbe di no. Le proteste ci sono state, presumibilmente manifestazioni ce ne saranno anche in futuro. Tra l'altro stanno attraversando a macchia di leopardo tutto il territorio della città metropolitana di Venezia. Sono avvenute un po' ovunque, non solo in piazza San Marco ma anche in tutti i comuni del circondario. È un problema sentito perché in alcuni casi si tratta di attività, l'abbiamo spesso detto, ma insomma bisogna ricordarlo, che sono a conduzione familiare, che non hanno gli strumenti
per sopravvivere a un altro mese di chiusura. La riapertura il 1° di giugno sarebbe veramente un colpo molto duro per molti di loro e da questo punto di vista appunto ci si attende delle novità. Prima ne parlavi con il sottosegretario Baretta, anche a seconda di quella che è la situazione sanitaria della zona in cui operano. Per quello che riguarda il Veneto sappiamo che ci troviamo in un'area in cui al momento il contagio appare sotto controllo. Ciò non toglie che noi stiamo attraversando quelli che sono stati definiti anche dal presidente Zaia i giorni decisivi, quelli in cui si vedrà se con le riaperture che sono state programmate e che sono effettive in questo periodo la curva dei contagi non sale. Se non sale o sale di quel limite che viene considerato fisiologico, possiamo cominciare e continuare tutti i ragionamenti per aperture che possano arrivare in anticipo rispetto a quanto programmato, perlomeno per quanto concerne il nostro territorio. Se invece, e qua la responsabilità sta a tutti, questa curva dovesse alzarsi un po' troppo, allora siamo veramente nei guai, perché bisognerà ripensare ad altre forme di limitazione. Questo tra l'altro, Filippo, vale a maggior ragione per tutti quegli operatori turistici che stanno aspettando una data per poter iniziare la stagione e salvare di fatto il salvabile. Nei giorni scorsi abbiamo detto che un albergatore su 2, per esempio a Jesolo, è pronto a partire, ad aprire il proprio albergo. Sì, a Jesolo è pronto un albergatore su 2, ma probabilmente sono anche molti di più. La prima cosa, la principale, quella che vorrebbero sapere tutti, è quando si può partire con la stagione, perché al momento non esiste ancora una data. Su quelli che poi sono i protocolli sanitari si stanno attrezzando un po' tutti. Già per quello che riguarda l'associazione degli albergatori a Venezia come a Jesolo sono stati stilati dei protocolli proprio per garantire la sicurezza degli ospiti e del personale, quindi di tutti. Però quello che manca in questo momento è una data di riapertura della stagione balneare e questo è un problema, perché naturalmente bisogna organizzarsi anche per quella che è la promozione del territorio. Sappiamo che altri territori qui vicino, come per esempio la Croazia, da questo punto di vista sono già ben organizzati e stanno pescando proprio in quello che è il cuore del turismo sulla costa veneziana, vale a dire l'Austria, la Svizzera e la Germania. Per cui insomma, prima c'è una data di riapertura, prima ci si può organizzare per limitare i danni di una stagione che comunque per forza di cose si annuncia molto difficile. Filippo, grazie mille, grazie a te, a Sandro Ponchio. Ti comunico che adesso vediamo insieme le immagini della schiusura di queste uova. Ce le abbiamo e adesso le mostriamo, quindi insomma, assistiamo in diretta al tutto. Grazie Filippo, grazie a Sandro Ponchio, ci sentiamo e ci vediamo dopo. Ecco quindi le uova donate dal bambino al governatore Zaia, proprio il documento video dell'assessore Bottacin postato poco fa su Instagram, la schiusura di queste uova, vediamo. Ecco, bravo, si è liberato. Sì, certo. È anche grande. Madonna, si vede tu. Non mi metto la Ecco quindi la vita che va avanti in tutte le sue forme, verrebbe da dire. Qui siamo appunto all'unità di crisi di Marghera. Queste sono le uova che un bambino padovano, se non sbaglio, aveva donato nelle settimane scorse, nelle settimane tra l'altro della massima emergenza al governatore Zaia. Anche questo è un simbolo di rinascita, ma veniamo alla cronaca. Prima ne abbiamo parlato velocemente con il sottosegretario Baretta commentando la notizia, il dibattito romano sulla sanatoria dei lavoratori stagionali in nero. A tal proposito 4 persone sono state arrestate nell'ambito
di un'operazione dei Carabinieri di Treviso contro il caporalato nella campagna della Marca trevigiana. Nel blitz dei militari della Compagnia di Treviso e dei colleghi del gruppo Tutela del Lavoro di Venezia sono state ammanettate 2 coppie di pakistani accusate a vario titolo di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro in concorso, incendio aggravato e violenza privata tentata ai danni di una decina di connazionali, taluni di loro privi di permesso di soggiorno, utilizzati nella lavorazione dei campi e potatura di vigne nella provincia per l'appunto di Treviso. Le vittime erano alloggiate in sistemazioni di fortuna, prive di riscaldamento ed energia elettrica, venivano svegliate all'alba per evitare i controlli dell'arma e stipate all'interno di furgoni per poi essere condotte nei vigneti dove prestavano la propria opera anche il sabato e la domenica sotto stretta osservanza e sorveglianza fino a tarda sera. Gli indagati, titolari di un'impresa esercente nel settore agricolo con sede a Treviso, secondo le indagini reclutavano stranieri da impiegare come manodopera per aziende del territorio in regime di sfruttamento. 2 degli arrestati sono stati rintracciati in provincia di Perugia. Questa quindi la cronaca che arriva dalla provincia di Treviso. Adesso per noi c'è un breve break pubblicitario, a dopo. Di nuovo insieme, di nuovo in diretta. Prima di collegarci con il nostro nuovo ospite, parliamo un po' di noi e parliamo dei risultati di ascolto che sono stati raggiunti da Antenna 3 e dal gruppo Media Nord-Est. La prima televisione locale d'Italia. Le cifre non mentono per un risultato che vede Antenna 3 al top in tutta la penisola per ascolti. Un traguardo straordinario raggiunto con l'impegno senza sosta di una squadra compatta che in questi 2 mesi di emergenza coronavirus ha garantito un'informazione capillare, concreta, sul territorio e per il territorio. Aprile 2020, nella fascia 12.30-13.30, i dati Auditel, sia per ascolto medio che per contatti giornalieri, oltre 500.000, mostrano la nostra emittente non solo al primo posto tra le TV locali, ma al 4° posto assoluto davanti a realtà come Italia 1, Rai 3, La 7 e Rete 4. Nell'intera giornata ancora numeri record con oltre 1,5 milioni di contatti giornalieri. Leader assoluta nella fascia informazione tra le 18 e le 20 con una media di 700.000 telespettatori. Non solo, in Veneto Antenna 3 è saldamente la prima televisione, Rete Veneta la seconda. La conferma del traguardo raggiunto già a marzo da Media Nord-Est come primo gruppo televisivo locale a livello nazionale. Successo replicato ora, in questo mese. È un grazie a voi telespettatori per il legame che ci lega così a fondo. D'altronde la nostra parola d'ordine è stata, è e sarà sempre stare al vostro fianco per dare una risposta alle domande, alle esigenze, alle inquietudini, ai disagi. Le dirette, i telegiornali, le celebrazioni eucaristiche, i momenti di distensione per farvi compagnia in un momento così difficile come quello dell'isolamento in casa. Una rivoluzione anche per noi, giornalisti e tecnici, di pari passo con l'emergenza. Ed ora che il lockdown si allenta e la fase 2 è una realtà, sarà ancora più importante tenervi aggiornati sulla situazione, l'evoluzione di un momento storico che il Veneto e l'Italia non hanno mai affrontato. Lo faremo insieme, come prima e più di prima. Ci saremo. Insomma, avanti tutta e avanti anche con il nostro nuovo ospite collegato via Skype, non lo vedo ancora ma dovrebbe arrivare a secondi. Si tratta di Enrico Cappelletti. Enrico Cappelletti che è del Movimento 5 Stelle, già senatore della Repubblica ma soprattutto candidato anti-Zaia alle prossime elezioni regionali. Buongiorno Cappelletti. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori e grazie per l'invito. Ecco, cominciamo proprio da qui, dalle elezioni. Se ne sta discutendo tanto in questi giorni, il governatore chiede di svolgerle a luglio. Lei cosa vorrebbe? Qual è la data ideale per tenere le elezioni, secondo lei? Ma ci sono indicazioni diverse, non ultima quella del segretario del partito della Lega, cioè Salvini, che ha espresso molte perplessità rispetto ad una data delle elezioni nel mese di luglio.
L'ANCI e i sindaci si sono espressi contrariamente rispetto a questa possibilità. All'interno delle cosiddette opposizioni il governo si è già espresso, ha indicato una forchetta che prevede di andare al voto possibilmente con Election Day, che consideri votazioni amministrative, regionali e anche il referendum costituzionale nella stessa giornata. È anche vero che il decreto è soggetto a conversione e quindi in Parlamento quella specifica indicazione può essere emendata. Io faccio tre ordini di osservazioni, molto brevemente. La prima è che non deve essere la politica a stabilirlo, ma la sicurezza dal punto di vista del controllo epidemiologico deve essere assicurata. Non possiamo esporre migliaia, anzi milioni di cittadini a rischio contagio, così come è avvenuto in Francia. Quindi è veramente importante che ci sia un'assoluta sicurezza da questo punto di vista. Il secondo aspetto è quello che riguarda la possibilità di svolgimento. Io capisco che non è possibile in termini di normalità, ma in termini insomma di quasi normalità, di un minimo di campagna elettorale che consideri almeno 2 mesi di tempo o poco meno per poter presentare un'idea diversa di Veneto, perché un Veneto diverso non solo è possibile ma anche auspicabile, ma bisogna spiegarglielo ai cittadini del Veneto. E poi mi sembra che questa ipotesi di voto anticipato per modo di dire, rispetto alle indicazioni governative a luglio, non consideri poi la necessità di tornare poi al voto a settembre o forse ottobre, come avevo anticipato, per le votazioni amministrative e per il referendum. È una logica, se vogliamo, semplificando, del buon padre di famiglia, vorrebbe portare a considerare una data unica per questa sessione elettorale. Lei quindi, diciamo così, Cappelletti, sarebbe per una... anche diversi centinaia di milioni di euro. Lei quindi sarebbe per un election day? Assolutamente sì, da settembre in poi. Quindi secondo lei settembre consentirebbe sia di organizzare un minimo di campagna elettorale, dare voce quindi a tutti, e di andare alle urne in condizioni di sicurezza, prima del picco autunnale che per il momento non è ancora certo, ma che alcune voci autorevoli già danno per scontato? Sì, chiaramente ci sarebbero anche degli effetti negativi. Io mi rendo conto che fare una campagna elettorale nel mese di agosto è sicuramente inconsueto e difficile, però è anche vero che le elezioni dovevano avvenire a maggio e che è auspicabile che possano avvenire il prima possibile. Per cui se potessero avvenire addirittura nella prima metà di settembre, senza quindi intralciare anche l'ordinario ripartenza delle scuole, quindi diciamo che sono già in situazioni di difficoltà per evidenti motivi, probabilmente potrebbe essere la scelta migliore. Senta Cappelletti, è indubbio che gli sfidanti di Zaia, lei in primis, Arturo Lorenzoni per il Partito Democratico, si troveranno di fronte un candidato forte. Già lo era prima, stando ai sondaggi, ma adesso la candidatura di Zaia è una candidatura molto forte. È stato definito un astro nascente della politica italiana anche da parte del Financial Times. Che campagna elettorale sarà? Che margini ci saranno per le opposizioni, in particolare per il Movimento 5 Stelle? Dove punterete? Sì, astro nascente mi fa un po' sorridere perché sono 20 anni che è in regione, prima è stato presidente della provincia e sostanzialmente è stato ministro della Repubblica, per cui forse non è esattamente astro nascente, però gli va riconosciuto di aver gestito questa situazione di emergenza diciamo con uno spirito e anche con una responsabilità forse maggiore rispetto a quella sicuramente dei suoi colleghi della Lega della Lombardia, dove si sono realizzate tutta una serie di situazioni che hanno portato a compiere errori che purtroppo
diciamo siamo tutti bene a conoscenza. Detto questo, anche la conduzione del nostro governatore della situazione di emergenza ha presentato, per carità, anche molte luci, ma anche molte ombre, e ne cito una: la gestione tardiva e forse anche non corretta dell'emergenza all'interno delle RSA, cioè delle case di riposo per anziani, purtroppo ha comportato anche nella nostra regione un'incidenza di decessi in quelle strutture che evidentemente si sarebbe dovuto limitare ulteriormente con un intervento fosse stato ovviamente più pronto. Lei fa riferimento, immagino, soprattutto ai dati dell'Istat, quelli pubblicati nei giorni scorsi. Sì, l'Istat ha pubblicato, Istat recentemente, l'Istituto Superiore della Sanità anche in precedenza, due serie di dati. Uno, alcune sono rilevazioni statistiche effettuate presso le case di riposo per anziani che segnano un numero di deceduti anche per cause connesse al virus molto superiori di quelli che sono i dati ufficiali che sono stati poi diffusi. Parliamo del doppio sostanzialmente. Questo da cosa è dovuto? È dovuto dal fatto che evidentemente non per tutti i decessi viene eseguito il tampone, e se non si è in grado di dimostrare evidentemente la positività e la sussistenza dell'infezione, non risultano nel novero dei decessi ufficiali. L'Istat un paio di giorni fa ha emanato un ulteriore studio, un'ulteriore relazione che raffronta il numero di decessi per regione e anche per provincia rapportato allo stesso numero della media dei 4-5 anni precedenti. Ecco, questo chiaramente è un fattore molto più attendibile di quella che è stata effettivamente l'incidenza del virus nella nostra regione, e anche da questa indicazione si desume che presumibilmente, dico presumibilmente perché il dato dell'Istat si ferma a fine marzo, quindi bisognerà attendere le rilevazioni anche di aprile e di maggio, insomma, per avere un quadro più completo della situazione, ma sostanzialmente è che il numero dei decessi è aumentato rispetto alla media degli anni precedenti nella nostra regione di circa il doppio rispetto al numero di decessi ufficiali attribuiti a coronavirus. Questo chiaramente dovrà essere spiegato da qui alle prossime settimane. Quindi, diciamo, lei dice, stando ai dati dell'Istat, forse qualche numero è scappato, che è poi un po' la critica generale che si sta facendo a livello nazionale. Sì, non riguarda solo il Veneto, riguarda anche altre regioni, però è evidente che un numero reale e attendibile è quello di raffronto rispetto alla stessa analoga situazione degli anni precedenti. Se ci limitiamo a considerare riferibili all'infezione solamente quei decessi relativi a pazienti che erano stati diagnosticati, cioè che avevano effettuato il tampone, è chiaro che diamo una visione anche un pochino distorta della realtà, perché in realtà se c'è un aumento rispetto agli anni precedenti è dovuto al virus o a fenomeni che sono correlati al virus. Ultimo ma non ultimo, ci potrebbe essere anche un'incidenza, questo lo attesta l'Istituto Superiore della Sanità, anche relativamente a quei soggetti che impauriti per un'ipotesi di ospedalizzazione siano rimasti nelle loro residenze, nelle loro dimore, e questo avrebbe potuto causare anche un aumento del numero dei decessi. Cappelletti, questo sul fronte sanitario, e sicuramente se ne parlerà a lungo nelle prossime settimane. C'è poi la vera emergenza del momento, che è quella economica, che è quasi scoppiata in mano al governo in questi giorni, mentre si sta discutendo del decreto maggio. Prima ne abbiamo parlato con il sottosegretario all'economia Baretta. Ci sono delle frizioni all'interno
della maggioranza tra PD e 5 Stelle su alcuni nodi in particolare, soprattutto quello riguardante la sanatoria dei lavoratori stagionali e in nero. C'è una divisione profonda fra Italia Viva e un'anima del 5 Stelle in particolare. Lei che cosa ne pensa di questo aspetto particolare? Ma se consideriamo una sanatoria alla stregua di quella che è stata fatta dalla Lega un paio di volte, ricordo quando, per carità, sono passati un po' di anni, ma quando è stata approvata la Bossi-Fini ci fu una sanatoria di 600.000 immigrati clandestini nel nostro paese proprio per iniziativa della Lega e del governo Berlusconi. Ecco, se è questa un'ipotesi sul tavolo in discussione, noi siamo contrari. Siamo contrari, lo siamo sempre stati e continueremo a esserlo. Crediamo che effettivamente c'è un problema in questo momento di reperimento della manodopera per quanto riguarda questo settore, è un problema importante. Ci sono stati già degli interventi, ad esempio è stata data indicazione che tutti i fruitori di reddito di cittadinanza possano e debbono possano partecipare evidentemente per il periodo della raccolta a prestare attività lavorativa da questo punto di vista. È necessario per carità che ci sia un'azione molto forte di contrasto a qualsiasi ipotesi di lavoro lavoro in nero. Il servizio che avete mandato in onda poco fa attesta il fatto che è presente anche nella nostra regione e non solo in alcune regioni del sud. E rispetto a questo, cioè i canoni della legalità, è rispetto dei canoni della legalità che dobbiamo andare ad intervenire per risolvere questo problema. Dopodiché dovremo anche fare di necessità virtù e cercare una soluzione che eviti nella maniera più assoluta che il frutto del lavoro di tante migliaia di aziende agricole rimanga ovviamente sui campi senza essere raccolto. Questo chiaramente deve essere evitato. Ma noi comunque dobbiamo perseguire questo obiettivo senza ricorrere alla sanatoria, che è un errore che è già stato fatto in passato, ma non da noi. Posizione molto chiara la sua, Cappelletti. Le chiedo, sul fronte invece delle ripartenze, o meglio delle riaperture, il Veneto deve riaprire prima? Mi riferisco a parrucchieri, estetiste, negozi di abbigliamento. La trattativa è in corso. Secondo lei ci sono i margini? Come la vede? Io credo di sì, ovviamente sono favorevole ad una valutazione territorio per territorio, area per area, che consideri evidentemente la necessità di essere prudenti, ma anche la necessità di avviare una ripartenza prima possibile, perché è quello che vogliamo tutti. Ma d'altra parte il Presidente del Consiglio, su interviste che ha rilasciato sui giornali anche oggi, è assolutamente di quest'ordine di idee, ma quello che farà propendere il governo, ma anche dovrebbe essere anche il governo della regione, ad andare in una direzione rispetto all'altra, sono i numeri relativi alle nuove ospedalizzazioni, ai nuovi ricorsi alle terapie intensive. Io ho qui un appunto, giusto per non dimenticare la situazione da cui proveniamo e i rischi comunque che sono tuttora presenti, di 2 righe del comitato scientifico che vorrei ricordare. Se il governo decidesse di superare del tutto il lockdown, si stima che il picco delle terapie intensive verrà raggiunto entro l'8 giugno, 51.000 terapie intensive. Alla fine dell'anno i ricoveri totali potrebbero superare quota 430.000. Questo è il comitato scientifico. Qui, per ricordare che qualsiasi decisione deve essere ponderata, deve essere ovviamente possibilmente andare nella direzione che noi tutti auspichiamo, ma con molta attenzione. Ricordo e cito il professor Crisanti, a cui molto dobbiamo rispetto alle politiche che sono state implementate in Veneto per tutelare la salute di quasi 5 milioni di cittadini, che il professor Crisanti definì folle, ripeto, folle l'indicazione al tempo che diede il Presidente della Regione Zaia di aprire tutto solo qualche giorno fa.
Ecco, questo dovrebbe farci riflettere, una decisione va presa, ma va presa ovviamente con intelligenza e soprattutto con prudenza, perché il danno che stiamo affrontando in questo momento dovuto ad un programma di riaperture procrastinato nel tempo è rilevante, ma il danno anche economico che dovremo poter affrontare nel caso di un ritorno a una chiusura totale, sarebbe incommensurabile. Non dobbiamo assolutamente fare questo errore per il danno economico e anche per il danno evidentemente alla salute, il rischio anche per la vita dei cittadini. Capelletti, torniamo per un istante a Roma, dove appunto non mancano frizioni e tensioni quotidiane all'interno della maggioranza di governo. C'è chi dice che questo esecutivo ha i mesi, le settimane contati, e che c'è l'ipotesi Mario Draghi, governo di unità nazionale. È fantapolitica? Lei come vede questa alleanza di governo? Tiene? No, mi fa un po' sorridere perché si dice la stessa cosa sostanzialmente dal giorno 1 in cui è partito, anzi il governo precedente modificato, sappiamo, agosto l'anno scorso, e tuttora il leitmotiv è sempre quello. Io credo che ci siano tutti i presupposti per un mandato di legislatura, a maggior ragione adesso, in considerazione del fatto che ci troviamo ad affrontare quella che è la più grande crisi sicuramente sanitaria ma anche economica dal dopoguerra ad oggi. Quindi ci troviamo in una situazione talmente delicata, talmente grave, talmente difficile, che pensare che ci possa essere una decisione scriteriata e incomprensibile di creare ulteriori problemi che andrebbero ad aggiungersi a quelli che già ci sono nella conduzione e nella gestione del governo del Paese, in un momento anche critico in cui ci sono delle trattative, dei negoziati in corso con l'Europa anche molto molto delicate, importanti per il futuro del nostro Paese. In questo momento al contrario ci vuole unità, ci vuole responsabilità, ci vuole intelligenza. Io credo, ma forse è meglio dire auspico, che ci possano essere tutti e tre questi ingredienti per portare avanti la legislatura, evidentemente all'insegna di una politica che possa essere andare incontro alle esigenze vere del nostro territorio, ma in questo momento mi pare che si stiano facendo passi da gigante. Mi basti citare che tra il precedente provvedimento e questo vengono mobilitate risorse per 80 miliardi di euro, e se consideriamo l'effetto leva conseguente ai crediti garantiti alle imprese, arriviamo ad avere un bazooka italiano cosiddetto da 750 miliardi di euro. Una dozzina di questi che sono già stati o sono in fase finale di istruttoria, per cui sono già stati immessi nel mercato o stanno per essere immessi nel mercato. Ecco, in questa situazione, che è anche drammatica per un certo punto di vista, perché stiamo andando ad indebitare il Paese ulteriormente in una situazione già difficile. Però la differenza, se mi consente solo una battuta finale, noi indebitiamo il Paese in un momento in cui effettivamente non si può fare altrimenti, e gli altri l'avevano fatto purtroppo arrivando a un rapporto debito-PIL al 135%, quando sarebbe stato veramente opportuno farne a meno. Senta Capelletti, siamo in attesa del governatore Zaia, che fra pochi minuti inizierà il suo punto stampa quotidiano. Le chiedo, che si voti a luglio o a settembre o a ottobre, comunque la campagna elettorale è imminente. Su che cosa, su quali messaggi punterete la vostra comunicazione e la vostra azione politica? Sì, noi andremo in tre direzioni, in parte anche in conseguenza di questi 2 mesi drammatici che ci siamo trovati a vivere tutti. La prima è cercare di dare una risposta da un punto di vista della necessità di creare nuove opportunità di lavoro, e qua ci sta dando una grossa mano anche l'iniziativa governativa. Vorrei citarne una di queste iniziative tra le tante, ossia
che ritengo sia particolarmente importante, e io spero che noi qui in Veneto questo provvedimento, che è il cosiddetto decreto maggio, che non c'è ancora ma verrà presentato a brevissimo, contiene una disposizione tra le altre che potrebbe essere estremamente importante in termini anche di opportunità di creare nuovi posti di lavoro, è quella relativa alla riqualificazione energetica degli edifici e all'adeguamento antisismico. Sostanzialmente, per dirla in una parola, il governo cosa propone? Propone di fare, ovviamente nei condomini, ce ne sono oltre 1 milione nel nostro paese, nelle abitazioni che sono più energivore, quindi che necessitano questo tipo di interventi, fare questi interventi di risanamento e riqualificazione energetica a costo zero. Come a costo zero? Ossia con delle detrazioni fiscali che però possono essere scontate con istituti finanziari, e quindi sostanzialmente senza doverne anticipare i relativi importi. È una manovra che potrebbe portare alla creazione di nuovi posti di lavoro, si parla di 430.000 nuovi posti di lavoro, e sicuramente troverà sensibili molte piccole e medie imprese del nostro territorio che sono specializzate in questo particolare settore. Pensiamo a tutto il settore industriale relativo agli infissi, per dirne una. Certo. E rispetto alla quale alla fine potremmo averne e trarne un grande vantaggio tutti, dalle famiglie in termini di riduzione della bolletta energetica, anche il paese che si troverà nella situazione avere di una bilancia di pagamenti migliorata, ovviamente, e poi per non parlare del vantaggio enorme dal punto di vista ambientale per la riduzione dell'inquinamento. Cappelletti, gli altri, quindi diciamo punterete molto sul green, sull'economia verde, sulle detrazioni, sugli ecobonus, su questa filiera che di fatto è anche una filiera produttiva importante per l'economia, perché va dall'edilizia al mobilio. Sì, posti di lavoro, ambiente e poi anche una riduzione fiscale. Non esistono solo le imposte, le tasse nazionali, ma anche quelle regionali. Quando nelle varie occasioni in cui abbiamo avuto un'interlocuzione con questa amministrazione regionale abbiamo chiesto ad esempio una riduzione del bollo auto, fosse solo per il periodo in cui i cittadini del Veneto hanno avuto la necessità di tenere le proprie vetture ferme in garage. Ecco, la Regione ha risposto negativamente, ossia ha consentito un posticipo della data di prelievo, ma non ad una riduzione per immobilizzazione del veicolo. Ecco, in considerazione del fatto che ci sarà e c'è bisogno di utilizzo in questo momento particolare anche ovviamente di autovetture private, noi proporremmo una sostanziale e drastica riduzione del bollo in modo tale da creare ovviamente una riduzione delle tasse regionali che finora non abbiamo avuto occasione di vedere. Cappelletti, la ringrazio. Grazie e buon lavoro, ci sentiamo presto. Arrivederci, grazie. Grazie. Siamo in attesa di collegarci con Marghera, lo vedete alle mie spalle, sono arrivati gli assessori Lanzarina, la Sanità, e l'assessore Bottacin. Prima hanno preso visione dei pulcini del nuovo arrivo all'unità di crisi di Marghera. Siamo in attesa anche del presidente Zaia, poi daremo subito la linea a Marghera. Intanto vi leggo alcune ultim'ora, soprattutto sul fronte del turismo, anzi no, perché è arrivato Zaia e diamo subito la linea a Marghera. Buongiorno a tutti. Beh, intanto diamo una bella notizia. È nato il primo pulcino e ne stanno nascendo altri 2. Quindi sono le uova di Ivan. Fra l'altro le poste italiane potrebbero anche utilizzare questa nascita per dimostrare il funzionamento, perché le uova ci sono arrivate da San Polo di Piave, da Ormelle, da sto bambino, ce le mandate per posta e quindi sono arrivate intere, nessuna rotta, quindi bene. E un saluto a tutti, benvenuti, bentrovati. Direi di passare subito
poi una comunicazione, passo subito ai bollettini e dopodiché una comunicazione alle domande. Allora, i tamponi totali ad oggi sono 400.000, quindi abbiamo passato i 400.000 e questo era l'obiettivo che avevamo prefissato in tempi nei quali sembrava impossibile a raggiungere i 400.000, sono 9.296 in più rispetto a ieri. Le persone positive sono 18.479, sono 77 in più rispetto a ieri. In isolamento abbiamo 6.176 persone, si cala ancora, meno 178, 6.175, meno 178. I ricoverati, eccolo qui, il bel numero. 992, siamo scesi sotto i 1000, meno 32, 992, oggi è la giornata nella quale possiamo dire che abbiamo rotto anche la soglia dei 1000 e questo è positivo anche per il nostro modello matematico, meno 32. Terapie intensive, altro numero incoraggiante, 90, meno 8 rispetto a ieri mattina. Quindi 90 persone in terapia intensiva sono decisamente un numero non preoccupante. I dimessi sono 2.782 più 39. Continua, vi ricordo che nelle giornate tragiche del coronavirus i numeri erano invertiti, cioè i ricoveri erano a 2.000 e oltre e i dimessi erano qualche centinaio. Quindi sono 2.782 dimessi più 39. I morti 1.223 più 16, ieri erano più 17, oggi più 16 e sono 1.568 in totale. I nati sono 97. Eccolo. Bene, considerazioni, continua questo percorso. E ripeto che per avere i primi dati importanti rispetto all'apertura di lunedì, che è un'apertura importante, la vera apertura che ci porta 1.200.000 veneti in strada e a avere relazioni, i primi dati importanti dal punto di vista epidemiologico ce li abbiamo alla volta di 8-10 giorni, quindi vuol dire che la volta di lunedì prossimo, meglio ancora mercoledì, avremo già il ritorno su numeri importanti che sono quelli dei contagiati, dei ricoverati e diciamo in maniera minore delle terapie intensive, visto e considerato che l'arrivo alla terapia intensiva, a meno che non sia un caso grave preso in carico da subito, a volte e spesso prevede che prima ci sia una stazione nelle infettive, magari prevede che si passi nella semi-intensiva e poi nella terapia intensiva. Però ricoverati e contagi sono assolutamente due indicatori. Invito ancora i cittadini a non abbassare la guardia. Qualcuno dirà, Mazzaia dice sempre le stesse robe. Sì, perché è repetita iuvant, no? Dicevano i latini, no? Giova la ripetizione. E penso che sia fondamentale richiamare tutti sull'uso della mascherina in maniera corretta. In maniera corretta vuol dire coprire naso e bocca, e fidatevi perché anche gli ultimi dati che abbiamo ci dicono ancora di più che la mascherina è lo grande spartiacque rispetto al contagio, perché qualcuno la può considerare anche, come si può dire, una coercizione, no? Portare la mascherina non è normale e naturale per l'essere umano, ma per nessun animale coprire naso e bocca. Però è pur vero che i dati ci dicono che questo porta alla caduta verticale del numero dei contagi. Fatelo sempre, ricordo che dall'ordinanza è previsto l'uso obbligatorio della mascherina in tutti i casi nei quali si esce dalla proprietà privata, cioè di casa. Quindi non avete neanche il dubbio, ma la devo portare, la dovete portare sempre. Quando non si deve indossare ma portare, cioè avere ma non indossare, quando si fa attività fisica intensa, cioè quando si corre, per capirci, si abbassa la mascherina, pronti a rimetterla nel momento in cui si comincia a camminare. Non la si porta ovviamente quando si va a fare ciclismo in strada, perché può creare danni, visto e considerato che manda in debito di ossigeno, ripeto, come respirare in un sacchetto, prima o poi finisce l'ossigeno e si sviene.
Non la usano i bambini sotto i 6 anni e le persone disabili o che hanno difficoltà certificate dal punto di vista sanitario nel portarla. Penso a persone che hanno difficoltà respiratorie e che hanno bisogno di avere un campo molto aperto per la respirazione. In tutti i casi la mascherina va portata. Invito tutti a non mettersi a fare, ma vado per i campi a farmi una passeggiata, non mi serve la mascherina. Io qualcuno lo trovo in giro senza mascherina, però quando incroci qualcun altro la devi tirare su, e per questo chiediamo che ci sia la mascherina. La mascherina va sempre indossata. Per favore non trascurate questo aspetto, oltre al distanziamento sociale, oltre al rispetto delle regole, l'igienizzazione delle mani, piuttosto che il tema dell'uso dei guanti. Insomma, ci sono i presupposti per mettere in sicurezza tutta la comunità. Vi ripeto, lo dico sempre, per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno, cioè se va male in questi 8-10 giorni significa che poi si torna alla partenza, e quindi vuol dire invece che aprire si ripensa a richiudere, cosa che è accaduta in molti paesi perché non hanno osservato le regole. Ultima comunicazione, mi dicono, sì, ci sono dei ragazzini da ringraziare, abbiamo 3 fratellini che sono Aurora di 6 anni, Sofia di 2 anni e Sara di 18 mesi, ci scrivono e ci mandano anche dei disegni che hanno fatto, sono di Jesolo questi bambini, li ringraziamo e questi disegni finiranno poi nella mostra. Ecco, la mostra, siccome molti si informano, molti ci offrono strutture per ospitare la mostra, che non escludo sia anche una mostra per valorizzare anche quello che è stato il live, no? il vissuto dei nostri operatori, potrebbe essere anche un mix, no? Cioè la sanità, cosa è accaduto in quelle ore, è anche una grande mostra. Vi dico che la nostra idea è quella di fare sicuramente una prima apertura in un luogo simbolo, dopodiché fare in modo di avere un allestimento che diventi itinerante, quindi darle in disponibilità alle amministrazioni comunali, in modo tale che tutti possano vedere questa mostra. Questo è un altro bimbo, Andrea, che ci ha mandato 130 euro, e ha 11 anni Andrea Rebellato di Castelfranco Veneto, e poi ci ha mandato anche lui dei disegni che ovviamente andranno anche questi in mostra. E ultima comunicazione, poi passo alle domande, è una comunicazione importante. Vi ricordo che noi siamo partiti per primi in Italia con il tema del sierologico, prelievo del sangue, professor Lippi, professor Plebani, Università di Verona, Università di Padova, un progetto che peraltro prevede anche come coordinatore il professor Palù, professore emerito e virologo, insomma, che conoscete tutti, e penso che questo progetto sia un progetto di altissimo valore scientifico, che poi ha avuto anche risvolti clinici, nel senso che parallelamente quello che voi leggete, adesso girano tanti WhatsApp, no? La cura sierologica, il sangue serve, è la nostra cura. Noi ci siamo già al punto tale che possiamo annunciarvi, poi vi porterò i risultati che vogliamo anche comunicare all'Istituto Superiore della Sanità, dei primi pazienti curati con che per noi sono cure già esaurite, però per prudenza non abbiamo mai voluto parlarvene, 12 pazienti. Diciamo che le cure hanno avuto esito incoraggiante, però vi dico anche un'altra cosa, e ho bisogno del vostro aiuto per fare un appello, perché nelle prossime ore noi inizieremo a rendere industriale quello che per adesso è stato sperimentale, ovvero ci sarà una chiamata, abbiamo già scritto a tutti i direttori generali per attivarsi con i centri trasfusionali, per raccogliere in via prudenziale il sangue di tutti i pazienti malati che sono guariti. Quindi stiamo costituendo, abbiamo già un deposito, ma la nostra idea è quella di costituire una grande banca di sangue di pazienti che si sono ammalati e sono guariti. Loro in teoria hanno gli anticorpi, a noi serve quel plasma con gli anticorpi perché diventa la cura, se dopo tutto sarà confermato, però noi non possiamo permetterci di avere la conferma, girarci indietro e non aver più il magazzino. Allora, primo, questo sangue dura 2 anni, secondo, è comunque sangue che è utile nelle donazioni,
ha qualcosa in più che ci dà anche degli anticorpi che sono un grande valore, che sono gli anticorpi neutralizzanti del coronavirus. Quindi non è uno spreco, è una raccolta che facciamo in maniera volontaria, però richiamo tutti a senso civico. La sanità del Veneto vi ha dato tanto, ciao Maria, vi ha dato tanto rispetto alle cure, mi rivolgo a tutti gli ammalati che sono guariti. Oggi chiediamo agli ammalati che sono guariti in maniera non obbligatoria, ma saranno contattati, di mettersi a disposizione, di donarsi per mezz'ora il braccio e ci preleviamo la sacca di sangue, perché noi stiamo costituendo la più grande banca del sangue e per avere il plasma degli ammalati oggi guariti del coronavirus. Questa è un'operazione che il Veneto fa, anche questa volta per primi in Italia, abbiamo scritto a tutti, il centro di riferimento resta a Padova, però voi capite che a questo punto noi, se tutto sarà confermato e validato, vi ricordo che ad oggi il tema della cura con il plasma dei pazienti ammalati, guariti, quindi con gli anticorpi neutralizzanti, ad oggi non è validata, è ancora in fase sperimentale. Noi siamo una delle realtà che stanno sperimentando, ma noi guardiamo avanti e vogliamo creare questa banca. È una banca che è unica nel suo genere, abbiamo bisogno della collaborazione di tutti coloro che sono guariti, che se vogliono dire un grazie alla sanità del Veneto, mi vengono lì col braccio e si fanno prelevare una sacca di sangue. A me serve questo. Abbiamo avuto 3.600 persone in ospedale, erano tutte malate di coronavirus, potenzialmente abbiamo 3.600 persone che potrebbero dare una mano alla comunità. E è un po' buttare il cuore oltre l'ostacolo, ragazzi, perché mi rendo conto, se uno guarda le scartoffie dovrebbe aspettare che validino le prove, dire che va tutto bene. Però noi abbiamo fatto un ragionamento, prelevare sangue non è proibito, perché il sangue si dona, questo è sangue che si può donare, se poi c'è questo valore in più che è gli anticorpi neutralizzanti, lo mettiamo in un reparto e creiamo una banca che sappiamo che è sangue che ha qualcosa in più, ci dura 2 anni e quindi io spero che non in 2 anni, ma in qualche giorno, qualche settimana, sta partita si chiuda a livello nazionale. E alla luce delle sperimentazioni, del fatto che gli anticorpi neutralizzanti del plasma diciamo somministrati come cura hanno dato risultati soddisfacenti da noi in Veneto, dico che è giusto avere una banca pronta per lavorare sacche di sangue ed essere pronti. Io ho finito. Allora facciamo come ieri, parliamo prima della sinistra verso destra e poi della destra verso sinistra per Filippo Rosato, Martino Di Padova. Sì. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Per la verità io avevo una domanda di carattere economico, però questa sua notizia mi sollecita a chiedere un ulteriore chiarimento. Se ho ben capito, sarebbero 12 i pazienti sottoposti a cura attraverso curati, con esiti incoraggianti, vuol dire che il percorso è stato positivo. Dove sono stati curati? La prova è stata fatta a Padova, però vi devo dire che vi presenteremo i dati ufficialmente dopo aver fatto in automatico l'invio all'Istituto Superiore della Sanità. È un fatto di, come si vede, di leale collaborazione istituzionale e quindi evito di venire qua, potrei già darveli oggi i dati, li inviamo in maniera formale e dopo ve li presenteremo. Ad oggi non sono disponibili i dati al pubblico ed è corretto che sia così in questa fase. Ecco, questo protocollo di cura è direttamente conseguenza degli studi serologici di Plebani e di Lippi. E va in parallelo. Ovvio che gli studi sierologici che stanno facendo il professor Plebani in particolar modo e poi il professor Lippi vanno a scandagliare, diciamo, la fase profonda di ricerca scientifica rispetto agli anticorpi. Loro stanno facendo un esperimento per valutare la risposta anticorpale e valutare la qualità della risposta anticorpale, cioè l'80% degli studi si ferma nella fase sopra, dice ci sono, loro sono nel profondo blu dove dicono andiamo fino al fondo per dire non solo che ci sono, ma quanti e come sono presenti, perché questo spiega molte altre cose. Ovvio che è una fase complessa, ma essendo partiti presto, per primi in Italia, penso che siano assolutamente ragionevoli i tempi che abbiamo. C'è già qualche
mattoncino, diciamo, di questa banca? Oppure... Più di qualcuno? Sì. Beh, insomma, abbiamo sul tappeto circa 5.000 test, non abbiamo uno, cioè hanno lavorato e noi abbiamo stimolato. Ivana Goldnik, TGR. Lei ha fatto questo appello, Presidente, ma in realtà saranno i pazienti stessi a... No, verranno chiamati. Okay. Verranno, Ivana... Verranno contattati e poi... Sì, però mi metto nei panni di un paziente che si è fatto magari un mese di terapia intensiva o di malattie infettive, gli arriva una telefonata, magari gli viene anche da dire anche no, e invece io dico: volete ringraziare e partecipare a questa grande sfida per fare in modo che altri siano curati bene, donate il sangue. Noi abbiamo bisogno, come l'ossigeno, del sangue dei pazienti che si sono ammalati e sono guariti. Sembra quasi una cosa strana, no? Mi metto nell'immaginario collettivo, utilizzare sangue di una persona che si è ammalata. No, invece è la roba più utile che c'è, perché ha gli anticorpi. È come se somministrassimo, fra virgolette, adesso gli scienziati si alzano in piedi, come fosse un vaccino, no? Il vaccino, quando tu studi i vaccini all'università, mi ricordo che la prima lezione è: che cos'è un vaccino? È la scelta di convivere con la malattia. Questa è la definizione del vaccino. Cioè, ti inietti la malattia, di solito il virus che viene definito attenuato, cioè spompato, perché sennò ti manda... E questo crea una risposta difensiva, cioè crea gli anticorpi nel fisico che ha affrontato questo virus attenuato. Quindi la popolazione decide di convivere con la malattia. Oggi siamo a una frontiera che è ancora più avanti. Pensate, esce dall'industria chimica, lo dico un po' così, esce dall'industria chimica, farmaceutica, e entra in una assolutamente concetto biologico del trattamento. E per noi, guardate, noi non ce l'abbiamo con nessuno, noi vogliamo semplicemente curare bene i cittadini. Domande? Emiliano. Scusa, andiamo con dietro se volevi. Ok, prego. Quanti sono i guariti anche... La mascherina deve indossare meglio. No, poi ti filmano e pensano che sia bene così. Ecco, va bene. 3, brava. Infatti, anche se la fase di sperimentazione, quanti sono quelli guariti? Allora, la sperimentazione è stata fatta su 12 pazienti. Mi devo fermare qui e noi abbiamo i dati, però vogliamo prima mandare la relazione con lo studio importante che è stato fatto e dopodiché vediamo anche i dati particolari. Però sono pazienti che sono stati trattati assolutamente brillantemente. Emiliano e poi Antonella Prigioni. Buongiorno Presidente, alcune curiosità. Parlando sempre di test sierologici, ci sono alcuni laboratori che li stanno facendo, diciamo, privatamente. Volevo capire se hanno comunque una linea guida e un'indicazione per quali test utilizzare da parte della Regione, o se c'è una specie, mi passi il termine, di mercato libero, il pulcino. Il pulcino comincia a chiamare. Chiedevo quindi se c'è una... Ma sì, guarda, io ti ringrazio per la domanda, vorrei spiegare una roba, perché poi non vorrei che giustamente anche nell'informazione che è limitata rispetto ai test, qualcuno dia dei contenuti che poi non trovano riscontro nella realtà. Allora, quali sono i test che oggi sono sul mercato? I tamponi, è l'unico test diagnostico, cioè la diagnosi la si fa con il tampone, cioè proprio per legge tu devi fare il tampone per avere una diagnosi. Il tampone che efficacia ha? Becca il virus e viene inserito nelle narici e in gola, becca il virus, è nasofaringeo il tampone, lo becca, secondo la letteratura, al 7° 8° giorno, cioè dopo l'infezione. Poi c'è la saponetta, o detta anche test rapido, quello con la goccia di sangue. Questo va benissimo per gli screening perché becca il virus, ti dà le IgA e le IgG, quindi le due immunoglobuline, ma non entriamo nel tecnico, lo becca dall'11° giorno secondo dati di letteratura. Cioè vuol dire che tra il tampone che ti arriva al 7-8° giorno e la saponetta c'è un buco di 3-4 giorni, per questo il tampone è ritenuto il più efficace. Dopodiché c'è il test sierologico, quello del prelievo del sangue.
il quale ti dà prelievo del sangue, c'è una miriade di test, si dice che ce ne siano almeno 160 in giro per il mondo, tutte le ditte ormai hanno un test sierologico, va a beccare o qualitativamente o quantitativamente ti dice che hai avuto gli anticorpi, però attenzione, non vorrei, uno dice, uno può farsi il test sierologico, il prelievo del sangue, ma la risposta che ha, che sia positivo o che ha gli anticorpi o non ce li ha, stiamo parlando di un contagio già avvenuto. A quel punto l'unica cosa che si può fare è andare a fare il tampone per capire se siamo in ambito di anticorpi neutralizzanti, cioè il tampone diventa negativo, vuol dire che tu hai gli anticorpi nel sangue, ma non hai il virus nelle narici e nella faringe. Oppure se il tampone è positivo vuol dire che ti ha beccato il test sierologico positivo perché sei in fase di ancora non negativizzata. Per cui dico, quelli che fanno il test sappiano che non è la patente per avere... capisco che tanti possono avere la curiosità, ma guardate che mediamente si calcola che oggi il dato che ci viene dato sembra che sia sotto il 3%, facendo prelievi casuali di positività a risposte anticorpali. Quindi sono delle scelte che si fanno. Forse la scelta più corretta sarebbe quella di fare il tampone e quindi fare un tampone di massa, sapendo che abbiamo sempre i 6-7 giorni di finestra. L'unica. Però insomma, poi ognuno li fa, i test sono le aziende che obblighi hanno. Noi abbiamo fatto questa scelta. Non ce n'è un indicato dalla regione? No, le aziende hanno solo un obbligo, abbiamo lasciato libertà, perché è giusto che il mercato, in un momento in cui c'è richiesta, poi i prezzi si vanno a calmierare, comunque è costoso, cioè non è, perché qualcuno mi dice ma costa 50 euro, sì, noi in ospedale te lo facciamo gratis, però voglio ricordare che non costa nulla, perché forse c'è questo concetto un po' sbagliato, un tampone a noi per validarlo, processarlo, non ci costa meno di 30 euro, cioè, questo è quello che accade. Allora, che obbligo hanno i privati? Hanno l'obbligo che se trovano positività hanno l'obbligo di segnalarlo subito, il medico di base ha l'obbligo di prescrivere, dico l'obbligo, nessuno si offende perché è il piano di sanità pubblica questo, definito dalla prevenzione, di fare la richiesta di tampone per il positivo e noi come dipartimento facciamo il tampone, quindi verifichiamo se c'è una positività o c'è stata una persona che è stata contagiata ma si è negativizzata. Velocemente se posso e concludo, volevo un commento, ieri avrà saputo c'è stata una videoconferenza tra tutti insomma gli esponenti principali del mondo della costa, quindi parlo del turismo sia a Veneto che in Emilia Romagna, con il sottosegretario Bonaccorsi, tante promesse come al solito, vi aiuteremo, però attualmente di concreto non c'è nulla. E in chiusura se posso un chiarimento, se le autoscuole possono operare o no. Ma le autoscuole abbiamo già chiarito, guarda, c'è Bottacinga ormai sa tutto sull'autoscuola, anche perché è un automobilista, come si dice, è un pilota agonista per cui riesce a dirvi. No, le autoscuole subiscono un paradosso, l'avevo già detto la settimana scorsa, perché il codice Ateco consiglierebbe di tenere aperto, però possono fare lezione solo online, ma c'è un decreto ministeriale che impedisce alle autoscuole di fare lezione online, del 95 mi pare, quegli anni là, e quindi loro possono tenere aperto ma non possono fare nulla di fatto. Questa è la realtà delle autoscuole. Il fatto che sia adesso la novità, si gioca un pochino su quello che si riesce a fare o no. Se i collaboratori, insomma, i lavoratori stanno in macchina con la mascherina e si possono spostare, ho detto magari anche volevo chiarire, i codici Ateco e il decreto ministeriale, allora, i codici Ateco sono definiti da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e il decreto ministeriale, se volete lo cerco, ve lo dico, è un decreto ministeriale, cioè non dipende da noi questa cosa qua. Noi il Presidente lo dice sempre, saremo per aprire, però dobbiamo fermarci dove non riusciamo ad arrivare. Ma noi in generale, guardate, se ci dessero l'autonomia, ma non lo dico come sfida, perché mi metto anche nei panni del governo che deve prendere le decisioni, ma se il governo decidesse, sarebbe auspicabile, di delegare alle regioni e responsabilizzare le regioni, cioè non è che uno ha la delega e non ha responsabilità, di decidere. Noi oggi, dal 10 aprile ad oggi, che giorno è oggi? 6? E quindi sono esattamente 10 aprile, sono 20 giorni, sono 26 giorni di curve in discesa, sia sulle terapie intensive
che su i ricoveri. Perché vi dico 10 aprile? Il 10 aprile è la giornata nella quale il DPCM autorizza le aperture dei codici Ateco, delle deroghe e con i silenziassensi. Quindi noi abbiamo già 26 giorni di calo, siamo arrivati a 90 di terapia intensiva e a 900 di ricoverati in generale in tutto il Veneto. Allora, alla luce di tutto questo, diciamo che noi siamo pronti, abbiamo già i protocolli che sono assolutamente affrontabili. Guardate, io penso che il ristorante non debba farsi separare in plexiglass e altre menate del genere. È sufficiente che i gestori abbiano la mascherina, i guanti, in ogni tavolo ci sia un flacone di gel igienizzante, perché è inevitabile che non tutti vanno al bagno a farsi l'igienizzazione col gel, e anche si può fare anche in più occasioni durante la cena. Distanziamento sociale, che i tavoli non possono essere attaccati, ma anche per un fatto di servizio ormai i tavoli hanno bisogno di 1,5 metri, 2 metri l'uno dall'altro, punto. Un punto di ingresso, vogliamo misurare la febbre all'ingresso, misuriamo anche la temperatura corporea e si chiude lì. E così per le spiagge. Io sono quello che ha criticato i bussolotti in plexiglass, lo sapete, e penso che sia fuori dal mondo, cioè distanziamento sociale in spiaggia lo si può fare, non trovo operatori non disponibili ad allargare un po' di più le file tra gli ombrelloni. Poi è un fatto anche culturale, no? Se uno va nella battigia a prendere il sole, capirà che non può crearsi quel carnaio al quale tutti noi eravamo abituati. In questa fase bisogna avere più distanziamento sociale, punto. Non ci vedo nulla di tragico. La mascherina salva la vita. I cittadini devono capire questo. La mascherina salva la vita. E guardate, se non si utilizzerà in questa fase, avremo molti più, fra l'altro, di fasce d'età giovanili che entreranno in ospedale. Perché a questo punto il contagio, cioè allora ormai il tema degli anziani è stato sufficientemente messo in sicurezza. Lo vedremo anche con le fasce d'età se ci sarà una riacutizzazione, ma io spero proprio di no, insomma dipende da noi. Prego. Giorni e poi Fois di Rete Veneta Antena 3. Buongiorno Presidente, lei prima Ciao. citava un 3% di persone che magari non hanno mai saputo di aver avuto il coronavirus, che potrebbero però avere gli anticorpi utili. È un dato statistico. Ecco, come fare a implementare questa banca dati, eventualmente cercando asintomatici che hanno una quantità sufficiente per la cura dei malati? Ma allora guardate, intanto questi sono dati statistici, sono proiezioni, primo. 2. È innegabile che ci possa essere un contingente di cittadini che hanno avuto il contagio in maniera asintomatica e se lo sono negativizzato senza che nessuno se ne sia accorto, perché questo virus ha anche questa variante, no? di non creare nulla. Noi alla fin fine sappiamo che questo dato ci dice che immunità di gregge non c'è. Però potrebbero essere dei donatori queste persone. Questi potrebbero essere dei donatori, però è pur vero che cercare, cioè è come andare col lanternino a cercare in una miniera uno spillo che si è perso, cioè non è una roba. Però sappiamo che abbiamo 3.600 pazienti, che sono un numero pauroso se dovessimo trasformarlo in plasma e attività di cura, per cui sono più che sufficienti. Cioè 3.600 pazienti ce li abbiamo con nome e cognome, sappiamo che hanno avuto il coronavirus, sappiamo tutte le loro storie personali, per cui noi da ogni sacca riusciamo ad avere un sacco di informazioni, e quindi l'appello che faccio è che si doni il sangue. Quando verrete chiamati fate questo sacrificio e donate il sangue. Parlando un'altra cosa di turismo, al primo giugno gli operatori delle spiagge dicono noi apriremo comunque a prescindere dalle autorizzazioni. Ma io spero prima. No, io vi dico spero prima. Ma scusate, vi faccio un esempio. Se aprissimo i ristoranti, che è verosimile che si possano aprire prima, immaginate una località turistica, ne prendo una a caso, il Garda fa 9 milioni di presenze turistiche e sono pressoché quasi tutti stranieri, cioè gran parte di stranieri, è il punto di riferimento dei tedeschi, per dire, no? E non solo. Insomma, c'è un sacco di popoli europei che vengono al Garda. Al Garda apriamo tutti i ristoranti, apriamo tutti i bar, ma secondo voi cosa andiamo a dire ai cittadini? Che non possono considerarla stagione turistica? È inevitabile che vadano a farsi una passeggiata lungo il Garda, che qualcuno cominci a pensare di prendersi un appartamento o una stanza d'albergo per andarci a alloggiare, ed è aperto, l'albergo vi ricordo che non è chiuso,
E quindi capite che rischiamo di arrivare troppo tardi rispetto ai cittadini che inevitabilmente arrivano, perché quando il cittadino sa che c'è il servizio, che c'è la ristorazione, che c'è tutto il corredo, e gli diciamo che i bagni sono chiusi, cioè i bagni, c'è gli stabilimenti balneari sono chiusi, no? Quindi bisogna fare veloci. Poi Antena 3. Antena 3, rete Veneta, Presidente. Primi ho sentito, complimenti. Grazie. Presidente, io volevo chiedere una cosa che ci chiedono molti telespettatori, vale a dire le seconde case, è possibile andare e fermarsi anche a pernottare? Al momento no. Perché ci sono o spettatori molto anziani a cui i medici hanno consigliato un periodo di riposo e vorrebbero passarlo lì. Se c'è una certificazione sanitaria, sì. Oppure motivi di salute. Chi sostiene che per compiere dei lavori di restauro deve obbligatoriamente fermarsi perché non può fare avanti e indietro, e proprio dal lago di Garda ci segnalavano che ci sono diversi tedeschi delle seconde case. Mi fermo qui. I tedeschi lo fanno già. Io tasato poi andrei con la sequenza veramente numerosa di domande dai giornali. Sì, Presidente, io tornerei su questa cosa della banca del plasma. Sì, che è una grande roba. Effettivamente è un tema anche controverso. Si sentono continuamente confronti tra scienziati, ci sono scienziati che la praticano e sono convinti dell'efficacia di questo protocollo, esibiscono dei risultati, esibiscono delle guarigioni, ce ne sono altri, ad esempio Patrizia Capua, che lei ben conosce, Ilaria Capua, che sostiene invece che si tratta di una procedura che presenta dei rischi, presenta rischi di infezioni, presenta rischi di ricadute e comunque a suo dire andrebbe limitata ai casi estremi. Ecco, su questo come dire, sembra che non ci sia ancora un via libera definitivo da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Io conosco solo degli scienziati, i nostri clinici, che sono in prima linea e hanno fatto un sacco di belle cose che oggi sono diventate buone pratiche, quando gli altri discutevano su quello che si poteva fare. La vedo così. Ma scusate, io ho sentito scienziati dire che non serviva l'uso della mascherina, volete smentirmi? Ho sentito scienziati che dicevano che questa qui sarebbe stata una simile influenza. Ho sentito scienziati che dicevano che qui non sarebbe mai arrivata. Ho sentito scienziati che non ci hanno detto che bisognava comprare mascherine, che bisognava comprare respiratori, che sarebbe stato fondamentale dotarsi di tamponi e di altra roba del genere. Adesso gli scienziati vogliono far dibattito su sta roba, che lo facciano. Guardate, la plasmaferesi esiste da 30 anni, minimo. Stiamo parlando di plasmaferesi, perché questa è la procedura poi. La si fa, penso che noi ne facciamo 50.000 in Veneto all'anno, per molti malati cronici di altre patologie, me lo ricorda l'assessore Lanzarin, e quindi prima di tutto la pratica è una pratica nota, che nasce peraltro dalle pneumologie, se non ricordo male. Detto questo, se i miei clinici mi dicono, e sono tutte persone per bene e grandi professionisti, mi dicono che i pazienti aprono gli occhi con sta roba, io ho l'obbligo morale, prima che scientifico, di andare fino in fondo e capire se funziona. Ma ve le ricordate i dibattiti sui farmaci sperimentali? C'è fa fortuna che ne abbiamo ascoltati. L'idrossicloridina, l'antimalarico, apriti cielo, noi lo stiamo utilizzando e funziona. L'antiaggregante e l'anticoagulante per le trombosi, i trombi nei polmoni, funziona. Abbiamo il farmaco per l'artrite reumatoide, funziona. Abbiamo capito che funzionano i cocktail di farmaci. Allora io vi faccio solo una domanda. Siamo in una stanza buia, c'è uno che è vicino all'interruttore e dice voglio tentare di aprire la luce, continuiamo a restare al buio? Siccome di sto benedetto coronavirus, maledetto che è, nessuno sa nulla, penso che tutti quelli che sono davanti a un paziente sono in grado di sperimentare le migliori cure per il paziente. E a questo punto lasciatemelo dire, al di là delle grandi teorie di tanti che magari non vanno neanche mai in un ospedale, io mi fido di più di chi ha il paziente a fianco e lo sta curando.
Sì, Crisanti assolutamente a favore. Anche i colleghi con ordine, facciamo un terzo giro. Bene. Domanda per il Presidente Bastianello, Agenzia Agi. C'è qualche novità in merito al dialogo con il Governo per anticipare aperture rispetto alle date fissate dal DPCM? La Regione sta eventualmente ipotizzando qualche altra apertura per l'11? Noi siamo rispettosi delle regole, se non altro non perché non abbiamo coraggio, perché voglio ricordarvi che fare norme che non hanno base giuridica vuol dire mettere nei guai i cittadini. Cioè, come andare a dire uno non paghi l'abbonamento della TV, adesso non si paga più perché adesso si paga d'ufficio con la bolletta dell'Enel, mi sembra di aver capito. Però poi alla fine l'Agenzia delle Entrate arriva a casa di quello che non l'ha pagato, no? Cioè non è che arriva a casa di quello che ha detto di non pagarlo. Quindi bisogna fare cose fatte bene. Stiamo discutendo e proponendo al Governo di affrontare una fase, diciamo, di transizione che sia intestata alla responsabilità della Regione. E questo sì, se domani mattina mi dicessero la Regione Veneto ci presenti un piano, non dico faccia, ci presenti un piano per l'apertura secondo dei criteri che ha stabilito, noi siamo pronti, ma domani mattina lo presentiamo, anche perché noi vogliamo aprire tutto. Collega Brinis di Mediaset, mascherine a 0,50 tuttora introvabili. Questo è uno dei temi, non ho ben capito se ci sarà da parte del Governo la possibilità di coprire quel delta che dai 0,50 in su che magari va coperto, visto considerato che molti, penso alle farmacie, molti si sono approvvigionati di mascherine e non riescono a venderle a 0,50 perché ci rimettono. Dall'altro è fondamentale che le mascherine siano in distribuzione per i cittadini e questo è fondamentale, è come il farmaco salvavita, non esiste che non ci possano essere mascherine. So che la Protezione Civile, so che il commissario dottor Arcuri sta prevedendo, si parla di 60 milioni al giorno, roba del genere ho da aver letto, ben venga, però è altrettanto vero che se non si decide di avere questa industria strategica in Italia, prima o dopo torneremo in crisi. Cioè bisogna avere aziende che fanno mascherine e siccome a 50 centesimi, lo spiego bene, la mascherina in Italia non te la producono perché sono fuori mercato, cioè i costi di produzione sono alti, bisogna che il governo decida di dare un aiuto alla produzione a quelli che vogliono mettersi a fare mascherine. Guardate che è strategico, cioè davanti a questa emergenza abbiamo capito che l'industria bellica non è quella strategica, è quella sanitaria, è quella strategica. Avere mascherine, respiratori, caschi, CPAP, insomma tutte le attrezzature per curare i cittadini. Allora prendiamo Pederiva, Dalmas e Valavasi pongono temi sulla scuola, sull'incontro. Ma le lascio tutte all'assessore Lanzarini. Con la firma, quindi ne parliamo dopo. Nicolussi Moro. Ci sono persone guarite che chiedono da giorni come donare il sangue, cosa devono fare? Devono attendere che verranno chiamate, alcune sono già state chiamate per la fase sperimentale 1, 2 adesso c'è una fase che è quella del magazzino come l'ho definito io, quindi la banca del sangue coronavirus. L'ultimo studio dell'Istituto Superiore di Sanità dice che soltanto l'1,5% dei veneti ha gli anticorpi, gli studi di Lippi e di Plebani confermano? Posso confermare. Bene. Cioè diciamo c'è un primo indicatore che parla del 2%. Gli scienziati veneti sempre loro chiedono quando potranno spostarsi fra regioni per confrontarsi e fare meeting con i colleghi, soprattutto in Friuli e Lombardia e zone di confine. Gli scienziati loro per spostarsi? Non mi risulta che abbiano problemi per spostarsi, è per lavoro. Cioè che uno scienziato veneto mi dica che non può andare, mi chiede quando può andare in Lombardia per parlare con un collega, perdonatemi, la trovo anche un po' grave questa storia, perché possono spostarsi perché hanno un motivo super valido, lavoro, di salute e soprattutto di importanza, sanitaria di tutti i tipi. Cioè, ci va uno a accompagnare a ritirare il cane e il cucciolo per portarselo a casa. Cioè. Sempre il collega Erle interviene sul sierologico. La Regione ha individuato un test sierologico attendibile fra quelli proposti dal mercato? No, guardate, mi perdonerà Piero Erle, che salutiamo, ma il tema non è questo. Il tema è che il test sierologico, ce ne sono di tanti tipi, noi stiamo cercando di fare uno studio con il professor Plebani e Lippi per validarne uno
che è quello che va nel profondo, cioè valuta la quantità, la qualità e le risposte anticorpali, però noi non è che dobbiamo identificarne uno. Adesso il governo sembra che ha dato in sperimentazione un test per validare, ce ne saranno altri, penso che sarà, come si può dire, policentrica questa validazione, ma ad oggi non è che noi dobbiamo validare un test, noi stiamo facendo uno studio scientifico che è molto più importante. Sono riconosciuti anche alcuni privati che effettuano tamponi su richiesta di privati? Sì, ma i privati hanno l'obbligo di rispettare la legge, per cui il tampone del privato deve essere fatto con le stesse caratteristiche, perché è un'erogazione di un servizio sanitario. E noi approfittiamo di questo lavoro che fanno i privati per allargare il network, no? Me ne fanno 1000 al giorno. Sì, giustamente mi ricorda il Sole Lanzarin, c'è l'elenco fra l'altro di strutture accreditate, cioè da noi, per farlo, per cui se qualcuno ha dubbio chieda al privato se è accreditato, ecco, se proprio ha qualche dubbio. L'ultima domanda, poi passiamo la parola alla collega Antonella Manna di Telenuovo. Badanti che nei giorni di riposo tornano al loro domicilio dopo il lockdown, come fanno poi a rientrare a casa dell'anziano in sicurezza? La badante prende un giorno, va a casa e poi ritorna dall'anziano. Se la badante va a casa deve farsi la quarantena se torna, fino a prova contraria. Allora, rispetto alla domanda sulla discussione con il governo per la riapertura anticipata, potrebbe già essere lunedì prossimo una finestra possibile sia per i ristoranti che per i centri estetici, i parrucchieri, che loro sono addirittura il 1 giugno? Ma guarda Maria, io penso questo, penso che noi non cerchiamo la rissa e tantomeno prove muscolari. Questo è un percorso da essere fatto con civiltà e anche con leale collaborazione tra le istituzioni. Io penso che il governo, che sicuramente si trova davanti all'imbarazzo di avere situazioni diverse a livello nazionale, se dovessimo pensare a una norma uguale per tutti in questa fase risulta tanto difficile. Il governo potrebbe risolvere il problema delegando le regioni ad assumere scelte e assumersi le responsabilità. Alla luce di dati epidemiologici noi siamo in grado di presentare un progetto, lo possono validare e dire ok, alla luce di questi dati andate. Pensare di mettere in fila più realtà la vedo dura perché da nord a sud ci sono diverse fenomenologie anche di epidemie diverse per numero e anche per qualità. Cioè alla fine della settimana si saprà se richiedono di presentare? Io penso che sia una settimana cruciale, perché se si dovesse decidere qualcosa per fare qualcosa lunedì, quindi bisogna deciderlo questa settimana e non si può prescindere da un DPCM che delega. Se non sarà questa settimana finisce che si va al 18, perché poi l'altra è quella del 18. Però io resto ancora, diciamo, con buone speranze rispetto a questo. Domani abbiamo una conferenza dei presidenti, domani mattina a mezzogiorno, e sicuramente parleremo di questo. L'ultima cosa invece i ristoranti che possono offrire il servizio agli operai. Sì, noi l'abbiamo fatto, siamo stati i primi. Ma come funziona? Cioè che l'azienda deve presentare la domanda al comune? Sì, funziona in maniera molto semplice. E l'azienda intanto deve fare un contratto con il ristorante che erogherà il servizio per la sola azienda a porte chiuse. Se ha più aziende il ristorante lo deve fare in sale separate e deve sempre avere la lista dei nominativi. E a quel punto il ristorante, quando ha chiuso il contratto, lo segnala al comune, perché il comune, se vuole fare un controllo, deve sapere che lì si sta erogando il servizio, può entrare e controllare i nomi dei partecipanti, cioè di coloro che... Ciò avviene tra azienda e ristoratore. Sì. E comunicazione al comune. Sì, comunicazione al comune. Emiliano brevemente, poi Goldnick, poi passiamo all'assessore Lanzarin che ha i dati che avevate chiesto ieri. Un tema leggero, lei a inizio conferenza ha parlato della possibilità di una pre-mostra che raccoglie insomma tutti i lavoretti dei bambini in un luogo simbolo. Mi ha colpito, ho pensato subito con la testa a Vo, e mi ricordo anche della proposta del famoso Leone d'Oro, credo alla città di Vo. Ma io spero che anche a livello nazionale, sentite, si sono dati tanti premi Nobel in giro per il mondo. Adesso io non voglio denigrare, adesso non voglio fare l'insolente, però ho visto qualche premio Nobel, insomma, c'è stato dato il premio Nobel per la pace all'Europa, penso insomma che con quello che è accaduto nel Mediterraneo forse bisognava non darglielo il premio Nobel per la pace all'Europa. Però al di là di questo, penso che Vo deve essere preso in considerazione a tutti i livelli, perché quello che sta facendo Vo è una roba eccezionale.
Cioè i cittadini, bambini compresi, si sono messi in fila per farsi fare un ulteriore prelievo del sangue. C'è un grande progetto del professor Crisanti che andrà a mappare il genoma di tutti i 3.000 abitanti. Si sono fatti i tamponi ormai penso 3 volte minimo al cittadino. Cioè, sta venendo fuori uno studio che salverà la vita al mondo. Cioè, queste robe le dovete scrivere. Quelli di Vo, i cittadini di Vo con un grande senso di civiltà, volontariamente si sono messi a disposizione per diventare fondamentalmente base di studio per salvare la vita al mondo. E deve essere riconosciuto, ma anche perché da un punto di vista di senso di comunità è giusto, c'è un premio, va a consolidare questa, si dice no, fa più rumore una pianta che cade, una foresta che cresce, ecco, concentriamoci sulla foresta per una volta, no? E allora Filippo Tosato, riprepari la Olmec. Sì, una domanda di carattere economico, no? Però prima le chiedo, le faccio, le trasmetto quello che è un appello di una categoria, quella degli studenti universitari, che dicono noi siamo bloccati da mesi, dobbiamo pagare tasse, dobbiamo fare gli affitti, dobbiamo pagare gli affitti, c'è modo di darci una mano, non tutti sono figli di papà, c'è anche chi ha dei problemi. Ma guarda, cioè io spero che nelle pieghe dell'intervento che lo Stato intende fare, noi la mano la diamo a tutti, perché oltre ad aver stanziato soldi vi ricordo che da 10 anni non si applicano tasse in Veneto e equivalgono a circa 1.179 milioni di euro all'anno. Quindi dalla semplice busta paga di un medico ospedaliero noi non abbiamo prelevato in questi 10 anni 4.850 euro, tanto per dare. In più diamo anche un premio adesso. E i ragazzi vivono un'autentica tragedia, molti mi scrivono, anch'io sono stato studente lavoratore in appartamento e ci appesa a pagare un affitto peraltro per una struttura che non utilizzi perché da 3 mesi non stanno utilizzando. Direi padroni di casa e mettersi una mano nella coscienza, cioè cos'è guerra se guerra per tutti, no? Si dice in Veneto. Non è che... Questo è un appello che faccio ai padroni di casa senza che si offendano. 2, spero che il governo preveda, e sarebbe un bel atto di sensibilità nei confronti di questi ragazzi, preveda una norma, l'ho già detto, che preveda una norma di ristoro, visto e considerato che noi li abbiamo bloccati fuori dalla sede universitaria e quindi addirittura alcuni hanno dovuto farsi fare le dichiarazioni per andare a prendersi il computer e per riportarselo a casa o i testi, per cui non dico, se non si riesce a rimborsare il 100%, già un bel segnale sarebbe un 50, 60%, se il 100% meglio ancora. Non penso che poi sia un grande valore da affrontare questo. Ecco, e invece la considerazione di carattere economico è questa. Oggi i siti dei giornali aprono con delle informazioni economiche che non sono proprio rassicuranti. Secondo l'Unione Europea l'Italia a fine anno avrà un rapporto debito-PIL intorno al 159%, il doppio di paesi quali la Germania e l'Olanda. Gli indici dei prezzi segnalano che c'è questo titolo, dicono tutto si ferma tranne i prezzi ad esempio alimentari crescono. E ci sono segnali anche di esasperazione da parte delle categorie, ad esempio un'associazione di operatori turistici veneta stamattina ha dichiarato lo sciopero fiscale, ha detto che loro non pagheranno le tasse quest'anno. E insomma, con tutto l'ottimismo e con tutta la fiducia possibile per l'economia sembra che si profili un periodo, per l'economia e il lavoro, un periodo molto difficile. Ah sì, guardate, io spero ancora che questa recessione sia a V e non a U, nel senso che quella U ha il picco verso il basso del PIL, poi si trascina questo picco per un periodo abbastanza importante e poi torna su il PIL. Quella V, che si studia in economia, il PIL va giù vorticosamente e torna su in maniera altrettanto veloce, cioè a V vuol dire che lo spazio tra la discesa e la risalita è breve. Spero che sia un crollo del PIL e una recessione a V. Prima roba. Seconda cosa, guardate che allora, ci vogliono misure straordinarie a favore delle imprese, questo è poco ma sicuro. Allora, il tema dei prestiti non ha funzionato e non sta funzionando, ma non lo dico, guardate, cioè mi voglio tenere fuori dei casini, però è inevitabile che lo si debba dire, cioè il modello del prestito non funziona, è più farraginoso di prima
e comunque non è una via risolutiva. Ci vogliono misure straordinarie, ci deve essere lo Stato italiano e ci deve essere anche l'Europa su questa partita. Non abbiamo ancora ben capito cosa ne accadrà dei finanziamenti europei. Dall'altro io penso che sia fondamentale, dove si può, riaprire subito, perché l'economia è data da microimprese, da questo alveare pieno di api operaie che costruiscono una cosa unica con tutte queste microeconomie che sono gli artigiani, i commercianti, le aziende in generale e tutti coloro che conosciamo. Insomma, noi abbiamo 600.000 imprese in Veneto, quindi se non si apre subito veramente va a finire male. A questo punto, se non ci sono altre domande, io lascerei l'assessore Lazzarini che ci parla di case di riposo, USCA e anche delle 3 domande che... No, volevo dire che in diretta è nato il secondo pulcino. Sì. Sempre delle uova di IVA. Uno bianco e uno nero. Se nasceva ieri il 5 maggio. Ehi fu, siccome immobile, di chi è? Manzoni. Il 5 maggio 1821. Bravo, complimenti. Morte di Napoleone. Non è solo Filippo. Ditelo quello che scrive in giro che lo studio. È una delle più brutte poesie di Manzoni, fra l'altro. Grazie, perché non è stato un grande poeta. Punti di vista. Manzoni ha fatto grandi robe, ma la poesia non era suo forte, vuoi dire il contrario? Non è che lo dico io, la critica magari è un'altra. Beh, ci sono anche i gusti. Dipende dai gusti. Allora, io se sei d'accordo farei subito le 3 domande che anticipano l'incontro che avrai alle 2:30 con la FISM sul tema dell'estate e delle mamme. Chiede la Federica cosa prevede il piano per i centri estivi che viene presentato oggi alla FISM, quali tempi previsti per il confronto col governo ed un'eventuale via libera? Allora, il piano che presentiamo oggi prevede tutta una serie di indicazioni e misure, quindi gruppi piccoli, quindi con pochi bambini, soprattutto se parliamo dei bambini più piccoli, quindi 0-3 o 3-6 anni, poi chiaramente cambia rispetto ai centri estivi e quindi ricreativi, quelli dai 6 anni in su. Prevede poi tutte le misure appunto di protezione, di PI per gli educatori, gli insegnanti, poter rimanere il più possibile all'esterno, quindi utilizzare anche strutture tipo scuole che hanno grandi spazi all'esterno, il cambio delle scarpe quando si entra in alcune, soprattutto per i più piccoli, quindi per quanto riguarda i bambini, quindi il cambio delle scarpe all'interno, prevede poi che ci sia l'unico genitore che li accompagna, quindi senza fare aggregazione, delle modulazioni, insomma prevede una serie di accorgimenti di questo tipo. È un piano che noi abbiamo stilato e oggi presentiamo con tutte le osservazioni che ci sono arrivate. Ci sono arrivate osservazioni da singoli comuni, ci sono arrivate osservazioni dalla FISM, da Assonidi, dall'ANCI, perché abbiamo coinvolto l'ANCI quindi in rappresentanza dei comuni, da alcune aziende sanitarie che con la conferenza dei sindaci hanno abbozzato dei progetti. Abbiamo messo insieme un po' tutte queste proposte con la prevenzione, che quindi chiaramente ha seguito e sta seguendo tutte le misure, tutti i piani di rientro in sicurezza e quant'altro, e abbiamo confezionato appunto questo piano che presentiamo. Oggi pomeriggio, devo dire la verità, quasi in contemporanea c'è anche un'audizione in commissione istruzione con la task force per il rientro in classe, per il rientro scolastico oggi pomeriggio, quindi anche da di là si capirà se a livello nazionale insomma ci saranno alcune aperture e quant'altro. Il Malamasi gentilmente aggiunge, anche il vice ministro dell'istruzione ne ha parlato oggi come di una cosa prossima, quindi previsioni per l'inizio. Le indiscrezioni che noi avevamo, si parlava del 1° giugno, quindi il governo, insomma chi si stava occupando di questa cosa qui, parlava del 1° giugno come tempistica.
anche rispetto alla bozza di linee guida che ci hanno fatto avere e che noi abbiamo osservato. È chiaro che però noi ci auguriamo, visto che adesso stiamo vedendo insomma, che probabilmente ci saranno dei spiragli, ci sarà comunque un cambiamento rispetto a quanto era stato detto inizialmente quando è stato emanato il DPCM del 26, vorremmo insomma, se siamo nelle condizioni, anche poter anticipare, però capiamo cosa succede anche proprio in queste ore, in questi giorni. E l'ultima domanda dal MAS dice: le scuole paritarie chiedono ovviamente, essendo in difficoltà, supporto alla Regione nell'organizzazione. Nell'organizzazione di questo noi sicuramente ci siamo e quindi cercheremo di dare tutto il supporto, valuteremo anche successivamente, una volta che queste modalità possono diventare realtà e quindi possono essere attuate, anche un supporto economico eventualmente alle famiglie, stiamo valutando anche questo. Bene, poi adesso lei assessore aveva detto, vi darò i dati sulle case di riposo e quindi possiamo proseguire. Sì, allora io do i dati, poi nel pomeriggio Carlo diamo il materiale, quindi vi comunichiamo il materiale complessivo. Allora, intanto credo il dato che voi volevate era quello delle USCA. Vi ricordo che le USCA sono le unità speciali di continuità assistenziali che sono state previste in emergenza coronavirus e che sono entrate in funzione. Sono queste unità speciali di dottori che fanno continuità assistenziali, oppure dottori che stanno frequentando il corso per diventare medici in medicina generale, quindi che stanno facendo i 3 anni di corso, oppure dottori laureati abilitati ma non ancora all'interno del corso. Noi, appena è venuto fuori appunto questa possibilità, abbiamo fatto un avviso tramite Azienda Zero, hanno risposto 511 persone tra queste categorie che vi ho citato prima e si sono costituite ad oggi in Veneto 48 USCA. Quindi insomma diciamo un risultato importante. Voi sapete che il governo prevedeva un USCA ogni 50.000 abitanti, poi chiaramente dipende dal numero dei pazienti che devono essere seguiti, dalle distanze chilometriche e quant'altro. Quindi oggi ne sono state costituite 48. Di cosa si occupano queste USCA? Perché queste sono le USCA che escono e quindi vanno nei territori, vanno a domicilio, vanno a controllare i pazienti, vanno a fare anche le cure farmacologiche a domicilio, tipo l'antimalarico che citava anche il Presidente, vanno a fare i tamponi a domicilio, vanno dentro le RSA. E quindi per il 77% fanno triage e quindi analisi, sintomi, verifica di questo tipo, il 65% fa attività domiciliare, il 38% attività domiciliare con somministrazione anche di farmaci e poi fanno un altro 50% fa tamponi, formazione sull'utilizzo di DPI e quant'altro. Abbiamo anche un caso di un'USCA RSA che quindi si è costituita e quindi va all'interno delle strutture per anziani. Questa modalità è una modalità che noi abbiamo chiesto anche al Ministro, che abbiamo incontrato la settimana scorsa, venerdì o giovedì, non mi ricordo, che c'è stato un incontro col Ministro, nella discussione di prevedere una continuità e quindi che non siano legate solo all'emergenza, perché abbiamo visto insomma che sono molto importanti, che c'è personale, quindi molti ragazzi giovani anche molto motivati, molto volenterosi, che effettivamente stanno affrontando tutto il supporto di integrazione tra ospedale e territorio, la parte territoriale, la parte domiciliare, in maniera molto forte. Siccome abbiamo capito da questa esperienza che è altrettanto importante la presa in carico precoce, domiciliare, mantenere le persone a domicilio, curarle con anche la parte farmacologica, in questo modo abbiamo visto che ci sono dei risultati importantissimi, riteniamo che questa modalità sia una modalità importante, quindi non solo il Veneto ma anche altre regioni hanno chiesto al Ministro di considerare nel rafforzamento di tutta la parte territoriale anche queste esperienze, quindi renderla un po' più stabile e non legata all'emergenza. Per quanto riguarda invece, vi do i numeri complessivi e poi vi arrivano invece i numeri divisi per aziende sanitarie. Allora, il monitoraggio continua rispetto alle strutture per anziani, ci sono aziende che sono già al terzo giro di tamponi, alcune al secondo giro, alcune stanno facendo un mix, nei primi giri hanno fatto un mix tra tamponi e test rapidi. Ricordiamo che il tampone è quello che fa diagnosi, l'ha detto anche prima il Presidente,
e i numeri che ci arrivano aggiornati a oggi rispetto al dato che avevamo dato il 27, quindi una settimana circa, è un dato io credo molto positivo e molto confortante, perché abbiamo ospiti positivi 2046, quindi meno 276 rispetto al dato che avevamo dato una settimana fa, e quindi un meno 0,7%. La percentuale era del 7%, siamo oggi a una percentuale del 6,3% per quanto riguarda gli ospiti. Per quanto riguarda gli operatori, lo stesso è un dato molto positivo, perché i positivi tra gli operatori sono 1025, quindi meno 79 rispetto al dato di una settimana fa. Era il 3,3% meno il 0,3% perché era il 3,6%. Quindi io credo insomma un dato molto importante e molto positivo. Tenete conto che lo screening all'interno delle case di riposo, delle RSA, è uno screening continuativo assieme a quello dei sanitari, e oggi il piano di sanità pubblica ha previsto ogni 20 giorni il test con il tampone e ogni 10 giorni il sierologico con il test appunto sierologico, test rapido, e lo stiamo facendo in continuazione. Domande? Ivana Gorni, Cravo. Cosa significa USCA RSA? Fanno riabilitazione o come? No, allora l'USCA è l'unità speciale continuità assistenziale che si è formata con questo decreto. C'è un'azienda sanitaria, che non so neanche dirvi quale, devo andare a rivedere, ma al limite poi ve la troviamo, che ne ha costituito una solo per la RSA, quindi questo team va all'interno delle RSA. Filippo, Emiliano, Antonella, chiunque sia in sala, possiamo chiudere? Grazie a tutti. A voi. Le tabelle arrivano fra un'ora. Ecco, quindi ritorniamo in studio mentre vediamo gli assessori Lanzarini e Bottacin che stanno prendendo visione del secondo nuovo nato, di questo secondo pulcino venuto alla luce. Si tratta delle uova che alcune settimane fa erano state donate da un bambino di Padova, se non sbaglio si chiama Ivan. Lo avete sentito, una conferenza stampa densa di notizie e di spunti su tutti la banca del sangue dei guariti. Questo il progetto che sta perseguendo la Regione del Veneto con Azienda Zero. Siamo stati i primi in Italia, ha detto Zaia, a partire con questo progetto dei test sierologici, e credo abbia un altissimo valore scientifico. Così come la cura con il plasma, abbiamo 12 pazienti, le cure hanno avuto esito incoraggiante, ha detto Zaia, abbiamo i primi risultati ma dobbiamo inviare la relazione a Roma. Quello che fino a poche ore fa era sperimentale ora diventa industriale. Raccoglieremo in via prudenziale il sangue dei pazienti che sono guariti per avere una grande banca di pazienti che si sono ammalati e sono per l'appunto guariti. Quel plasma con gli anticorpi sarà la nostra cura. Un annuncio quindi importante. Il sangue, ha proseguito il governatore, dura 2 anni. Agli anticorpi non possiamo aspettare e poi non avere questa banca di plasma, che comunque non è uno spreco perché è utile per la trasfusione. Faccio appello a tutti i guariti affinché donino il loro sangue, i pazienti saranno chiamati. Questa è la notizia più significativa di giornata. C'è poi anche l'annuncio economico, perché la Giunta regionale del Veneto ha approvato un intervento straordinario per la concessione di 30 milioni di euro in finanziamenti agevolati alle imprese venete colpite dalle conseguenze del coronavirus. Quindi è uno strumento in più che va a sommarsi ai prestiti e alle garanzie già messe in campo con il decreto liquidità da parte del governo nazionale.
Queste le due notizie salienti di giornata per quanto concerne il punto stampa. Vediamo insieme, prima di passare ai nostri due ospiti, anche il bollettino di giornata che è stato diramato poco fa da Regione Veneto con Azienda Zero. I dati sono stati anche diffusi dal Presidente Zaia, come al solito, in apertura di conferenza. Parliamo di 36 nuovi contagi dalle 17 di ieri alle 8 di questa mattina, 36 in tutta la regione del Veneto, quindi come vedete i numeri si stanno gradualmente abbassando, il trend è quello della decrescita. Per quanto concerne le singole province, Treviso +1, Venezia +17, Verona 10, Vicenza 4, Belluno, Rovigo un caso rispettivamente. Siamo a 6.789 casi attualmente positivi, i negativizzati superano quota 10.000, per l'esattezza 10.122, diminuiscono ulteriormente i soggetti in isolamento domiciliare, 6.157. Vediamo i decessi registrati dalle 17 di ieri alle 8 di questa mattina sono stati 7, 3 all'ospedale Covid di Dolo, 2 a Vicenza, al San Bortolo, 1 a Negrar, 1 a Borgo Roma. Stazionario il numero di posti letto occupati nelle terapie intensive, 90, continuano a diminuire invece i pazienti in area non critica, -10, siamo a 902. Questa quindi la contabilità del contagio in tempo reale. Emergenza economica sempre in primo piano, questo è il terzo giorno della seconda fase per fare il punto sul lavoro che non c'è e che sta riprendendo. Siamo collegati via Skype con Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso, e Lucia Celi, responsabile dell'Inca di Castelfranco. Buongiorno a entrambi. Buongiorno. Comincio da lei, Visentin, per iniziare da una panoramica della situazione nella Marca e in Veneto. Com'è questa ripartenza? È abbastanza corposa, come ce lo aspettavamo a questo punto. Diciamo che per il momento non abbiamo segnalazioni particolari di situazioni dove ci si sta compromettendo rispetto alle notizie e alle regole da seguire. Noi ovviamente abbiamo costituito già con quelle realtà che avevano continuato a lavorare i comitati aziendali per la verifica e per la sorveglianza sulla sicurezza e soprattutto sulle regole da seguire per non infettarsi con il Covid-19. Lo stiamo facendo nelle altre realtà che stanno aprendo e stiamo tentando di farlo anche a livello provinciale, dove non c'è il sindacato, dove non c'è l'RLS eletto dal sindacato. Questo perché vorremmo costituire quel punto di riferimento per i lavoratori e anche per le aziende, non per punire le aziende o per farle chiudere come qualcuno vorrebbe magari sottintendere, ma per aiutare tutti quanti a ripartire col piede giusto. Lo abbiamo sentito anche poco fa dal Presidente Zaia, che ovviamente se ci mettiamo attenzione e rispettiamo le regole, ognuno fa la sua parte, molto probabilmente ne usciremo con una curva a V. Molto probabilmente se invece non riusciamo a seguire le regole, il rischio è che si faccia una U all'indietro, però che si ritorni al punto di partenza, vanificando di fatto anche quanto è stato fatto fino adesso, vanificando le morti che ci sono state e vanificando anche tutte quante le risorse economiche che sono state impiegate e che in qualche maniera non sono state incassate fino ad ora.
Quindi Visentin, la sicurezza ovviamente è in primo piano, soprattutto mi pare di capire nelle aziende più piccole dove non c'è il sindacato, quindi vi state concentrando soprattutto su queste, ma le chiedo da un punto di vista di ripartenza, le fabbriche sono entrate a pieno regime, c'è chi ha cominciato ovviamente al rallentatore, ci può scattare una fotografia da questo punto di vista? Allora ci sono come sempre luci e ombre e situazioni diverse da realtà a realtà. Ci sono realtà che ancora oggi si stanno preparando per ripartire, alcune, soprattutto quelle che erano ferme, stanno ripartendo un po' alla volta anche per capire come devono muoversi, e altre dove già si stava lavorando, dove sostanzialmente il modus è stato trovato. Quello che bisognerà capire è appunto se questa modalità è una modalità che può essere implementata, è una modalità che è ancora soggetta o deve essere ancora soggetta a correzioni, perché chiaramente sempre più col passare del tempo dovremo tarare anche l'organizzazione nelle aziende in modo tale che si possa lavorare, produrre e allo stesso tempo tenere in sicurezza i lavoratori. Il ministro Catalfo, il ministro del lavoro, ieri ha detto fondamentalmente lavoreremo meno ore, o comunque questo è uno dei progetti a stretto giro di posta con lo stesso stipendio, quindi di fatto lavorare meno ma lavorare tutti. Questa linea del Ministero la convince? Sì, allora al di là dei vecchi slogan che non tramontano mai, il problema non è lavorare meno o lavorare tutti, è come lavoreremo, perché nelle discussioni che si stanno facendo non si è detto che si lavorerà meno e basta, ma si è detto che si utilizzerà il tempo non lavorato a formazione. Questo vuol dire anche preparare una ripresa dell'economia che traguarda il futuro, perché è ovvio che l'economia non è che prima del Covid-19 stesse proprio così in maniera tranquilla, in buona salute, e in alcuni casi c'erano delle situazioni dove si mostrava la corda e ci si chiedeva effettivamente come era possibile traguardare il futuro del paese. Questa qua è una domanda e è un cruccio che il sindacato deve avere e aveva e continua ad avere, perché è ovvio che se io voglio competere con mercati sempre più tecnologicamente avanzati, devo avere anche il personale che sia capace di stare sul pezzo, e proprio per questo sarebbe opportuno, visto che ci sono le macchine che adesso ci aiutano a fare il lavoro che prima magari facevano le persone, utilizzare queste riduzioni o queste migliorie che vengano utilizzate un po' da tutti e non soltanto capitalizzate dai padroni delle macchine, lo dico così per farmi capire. Pertanto se noi riusciamo a trasportare e a trasferire conoscenze e competenze a chi è nei luoghi di lavoro e nello stesso tempo far fare anche un salto di qualità alle aziende, noi saremo in grado magari di risalire in maniera meno dolorosa il prossimo futuro. Diciamo che questa emergenza visentina ha posto il problema in maniera abbastanza drammatica delle nuove competenze anche in ambito digitale. Fino a pochi mesi fa parlavamo di questa fantomatica rivoluzione 4.0, adesso la stiamo in qualche modo toccando con mano, soprattutto per quanto concerne lo smart working, le nuove tecnologie.
Esatto. Noi avevamo in alcuni casi provato a discutere anche con aziende ma anche con amministrazioni pubbliche sull'utilità di utilizzare in alcuni casi lo smart working, che vuol dire lavoro da fuori casa, non vuol dire da fuori sede, non vuol dire lavoro in casa, ma in alcuni casi potrebbe essere anche utile per quel lavoratore che ha delle necessità e deve far coincidere i tempi di vita e i problemi della vita quotidiana con i tempi di lavoro. In alcuni casi potrebbe essere utile utilizzare anche questo strumento e le resistenze sono state superate dalla necessità. Ecco, se ci fosse magari più capacità di traguardare il futuro con un po' più di coraggio, la dico così, molto probabilmente riusciremo anche ad affrontare le sfide del futuro che passano necessariamente attraverso le nuove tecnologie in maniera più positiva e in maniera meno indolore. Cosa che nei giorni scorsi è stata ribadita con forza dallo stesso segretario nazionale Landini. Veniamo invece al tema degli ammortizzatori sociali e delle indennità. A tal proposito vi ricordo che potete intervenire in diretta allo 0422 1626 764 per porre le vostre domande ai nostri ospiti. Ecco, ammortizzatori sociali, indennità, bonus, 600 euro. In questi 2 mesi c'è stato un sovraccarico di domande, ne abbiamo parlato il 1° maggio anche con il segretario generale della CGIL Veneto Ferrari. Chiedo a lei, Celi, dal suo osservatorio dell'Inca di Castelfranco, com'è la situazione sul fronte dell'erogazione, della liquidazione di questi strumenti? Allora, le prime difficoltà nascono anche nel poter esigere questi diritti che le persone hanno, perché deve pensare che anche noi come sportello non possiamo ricevere le persone fisicamente, siamo aperti sempre tutti i giorni e riceviamo le pratiche via mail, via WhatsApp, come le persone sono capaci di inoltrarci la documentazione necessaria. Questo lo facciamo per cercare di stare vicino alle persone, perché che si aggiunge alla preoccupazione sanitaria anche una preoccupazione economica importante, aggrava di molto la situazione. Pertanto noi abbiamo ricevuto tutte le domande, come le dicevo, a maggior parte via mail, con le difficoltà che possiamo riscontrare noi, ma anche le persone che non sempre sono avvezze all'utilizzo di questi strumenti. Devo dire comunque che abbiamo fatto tantissime domande, perché con il decreto Cura Italia sono state messe in campo delle misure per sostenere in qualche modo le famiglie e le persone prive di lavoro, che hanno perso il lavoro a causa di questa epidemia. Hanno messo in campo un bonus di 600 euro dedicato ai lavoratori stagionali, ai precari, e ai lavoratori autonomi. Hanno messo in campo un incremento, un aumento dei giorni di congedo parentale per i figli, perché dobbiamo pensare che le famiglie hanno i bambini a casa e non sono facili da gestire. Ci sono persone che lavorano con figli a casa, i figli non possono essere seguiti dai nonni perché non si può neanche portarli dai nonni, e c'è anche il pensiero di poterli fare seguire appunto dai nonni. E allora cosa hanno messo a disposizione? Hanno messo a disposizione un'aggiunta di 15 giorni di congedo parentale da utilizzare nei mesi di marzo e aprile. Sembra che con il nuovo decreto che dovrebbe uscire tra domani e dopodomani, questi giorni verranno rinnovati e aggiunti anche per il mese di maggio-giugno o per quanto meno fino a quando durerà la sospensione dell'attività didattica. Le domande sono tante. Noi come ufficio a livello provinciale abbiamo gestito, guardi, le posso dare anche qualche dato. Prego, sì, grazie. Abbiamo gestito circa 9.000 domande in tutto. All'inizio del mese, con le scadenze dei vari contratti che si aggiungono con questa crisi
si aggiungono alle scadenze, diciamo, della stagione che ci sono sempre, le domande di disoccupazione sono davvero tante. E Celi, 9.000 domande solo di cassa integrazione o di cassa integrazione bonus? No, io parlo di cassa integrazione, perché la cassa integrazione viene gestita dalle categorie della CGIL. Io, lavorando in un ente di patronato, io parlo di 9.000 pratiche tra marzo e aprile, non ho ancora il conteggio definitivo ad oggi, ma insomma di 2 mesi. Parliamo dall'11 marzo, così che abbiamo chiuso gli sportelli, a fine aprile, domande di disoccupazione, bonus, congedo parentale, sì, queste pratiche, maternità in genere. È una mole mostruosa anche da gestire per un ufficio che già comunque è abituato a toccare con mano la quotidianità, però è una situazione straordinaria anche per voi. Sì, certo. Lei, Celi, dove le ha riscontrato le maggiori criticità nella predisposizione di queste domande? Dove ci sono stati punti neri più, diciamo così, difficili da superare? Allora, una prima difficoltà è stata con le procedure INPS. Faccio un esempio, in questa settimana qua le persone possono usufruire potenzialmente, in base al decreto che uscirà domani, ancora di congedo parentale. Abbiamo genitori a casa per accudire i bambini, ma di fatto la domanda non si può ancora inoltrare, dobbiamo stare attenti ogni giorno, controllare se il sito dell'INPS è stato aggiornato ed è messa online la procedura. Per quanto riguarda invece le domande di disoccupazione non abbiamo problemi nell'inoltro perché la procedura funziona bene. Il problema è sempre nel recuperare la documentazione e le informazioni dall'utenza, perché, come dico, siamo un po' tutti abituati anche per una sorta di fiducia nell'avere le persone davanti. L'utenza è abituata a venire agli sportelli, sedersi davanti alla nostra scrivania, fare la parola in più, chiedere qualcosa in più rispetto alla pratica che sta svolgendo. Viene meno questo rapporto personale che crea anche la fiducia con l'utenza. Perciò sì, ci sono difficoltà anche poi nel rispondere ai vari quesiti, dubbi e sempre capire quali sono poi anche le esigenze delle persone, perché deve pensare che abbiamo a che fare anche con un'utenza che non è di madrelingua italiana, abbiamo tanti stranieri, abbiamo tanti lavoratori che vengono dall'estero e non hanno una padronanza dei mezzi e neanche della lingua italiana. Quindi diciamo si aggiunge la difficoltà della lingua a quella che è già una difficoltà burocratica. Con i mezzi informatici si sono rivelati più bravi di quello che mi aspettavo. Abbiamo una prima telefonata. Pronto? Chi parla? Pronto? Mi sente? Sì, la sento forte e chiaro, signora. Allora, intanto grazie tantissimo perché siamo qua che vi guardiamo sempre, continuamente. Grazie a voi. Allora, io mi chiamo Giada. Da dove chiama Giada? Sono qui di Treviso. Prego. E la mia domanda è questa: ci sono problemi con le casse integrazioni in deroga? Allora, il problema è questo. Allora, a parte la banca che ci ha fatto fare tantissimi incartamenti per avere il conto corrente codice 19. Allora mio marito ci ha lavorato dietro quasi una settimana perché gli incartamenti dovevano essere spediti alla banca, poi all'INPS e al commercialista del datore di lavoro che è qui di Treviso. La banca stessa ha obbligato mio marito ad aprire un conto corrente a parte, cioè un conto corrente proprio, per avere il conto corrente codice 19 per avere le casse integrazioni in deroga. A distanza di quasi 2 mesi non abbiamo visto arrivare niente. Mio marito l'altra settimana ha chiamato, gentilmente ha chiamato e ha detto cosa sta succedendo, cosa devo fare, perché a fine mese già ho fatto fatica a pagare l'affitto questo mese. La moglie mia è invalida non al 100%, quindi non prende soldi e ha medicine a carico da pagare, cioè ha medicine a carico della moglie perché è lui che lavora, mia moglie è in disoccupazione
sulla legge 68 ma non riesce a trovare lavoro, ha difficoltà e poi è stata anche male, abbiamo anche medicine che non sono passate dalla mutua e dobbiamo pagarle. Certo. E ha detto questo mese io ho fatto anche fatica a riuscire a pagare l'affitto, non so se riuscirò a continuare a pagare le medicine di mia moglie e questi soldi non arrivano. La banca gli ha risposto che praticamente loro sono bloccati dal governo, dallo Stato, come vuole dire, ma dal governo comunque, perché il governo non gli sta dando il via libera. Però sento tramite sia voi, sia Luca Zaia, perché vi seguo in continuazione, seguo tutto quanto, sia anche i stessi telegiornali, cioè il governo stesso, che dice che il via libera è stato dato. Certo. Signora, quindi, chiediamo un attimo... Da dove arriva? Dalla banca? O qual è il problema? Perché l'ultima chiamata che ha fatto mio marito, la banca gli ha risposto, guardi, le proponiamo di aprire un fido e senza spese, che noi anticiperemo i soldi col fido e poi andremo a recuperarli. Cioè, ma a questo punto non sappiamo neanche noi che cosa fare. Signora Giada, sentiamo Mauro Visentin. Visentin, cosa possiamo rispondere alla signora Giada? La risposta è semplice: se è cassa integrazione in deroga, perché la cassa integrazione ordinaria sostanzialmente è stata, viene anticipata, viene pagata o in anticipo dal datore di lavoro o in alcuni casi viene pagata dall'INPS e sono state evase tutte le domande di cassa integrazione pervenute, perlomeno questo ci dice l'INPS e non abbiamo, come dire, ragione di non credere all'INPS in questa fase. Sono state evase tutte le domande arrivate in sede INPS. Per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga, cioè quelle realtà dove non era possibile fare la cassa integrazione ordinaria e perché la cassa integrazione non era prevista, per cui è un contributo che sta dando il governo utilizzando la fiscalità generale, non i fondi di cassa integrazione come per quanto riguarda quella ordinaria. Abbiamo il dato che l'INPS ha lavorato. Allora, in Veneto ha lavorato il 92% delle domande arrivate dalla regione, perché queste domande transitano attraverso la regione. La regione le ha autorizzate quasi tutte e sono state girate all'INPS e l'INPS ha pagato il 92% delle domande. Nel totale per la provincia di Treviso, ho anche il dato, a ieri sono arrivate 5.380 domande e ne hanno autorizzate 4.461. Per cui voglio dire, o la signora è così sfortunata che è fra quelle, ma che sono poche e che saranno autorizzate nei prossimi giorni, oppure, voglio dire, la banca non la sta raccontando giusta. Sarebbe opportuno magari che ci facesse una segnalazione e noi facciamo le verifiche anche per capire se è stata fatta la domanda di cassa integrazione, perché magari non è neanche stata fatta la domanda e per cui la banca non può dare il contributo, l'anticipo. Ecco Visentina, ma chi è che, perché domande come quella della signora Giada non sono rare. Chi è che deve sciogliere il nodo sull'attivazione della cassa? Come fa un lavoratore a saperlo? Sul sito della CGIL, ma anche presso i nostri uffici, è possibile recuperare i moduli per fare la domanda di anticipo. In questo caso c'è una parte che va compilata dal datore di lavoro e quella parte va portata alla banca. Il datore di lavoro ovviamente, se non ha fatto la domanda, non può come dire, compilare il modulo. Signora Giada, prego. Lo blocco subito. Posso bloccare il segretario generale con tutto rispetto.
Allora, quello che sta dicendo lui, noi l'abbiamo fatto tutte le domande, il datore di lavoro ha fatto richiesta immediata della cassa integrazione in deroga perché aveva pochi dipendenti e ha firmato anche delle carte che sono state inviate agli opportuni uffici di competenza, oltre alla banca. Però sentivo appunto il signor, se mi permette, Visentin, se ho letto bene, o il dottor Visentin, di chiedere, lei sta parlando naturalmente della regione Veneto, però la problematica volevo sapere anche questa, siccome che mio marito per un periodo ha lavorato nel Trentino, la banca di cui stiamo parlando è trentina. Non è che il problema sia questo, perché logicamente si è rivolto alla banca con cui per 4 anni ha avuto a che fare, quindi si è rivolto alla banca trentina, insomma. Allora, potrebbero esserci delle disparità o comunque dei trattamenti differenziati? Sì, tra regione magari ci sono sì. Potrebbero esserci perché noi stiamo facendo valere un accordo che abbiamo fatto come parti sociali, come CGIL Cesoil, con la Regione e con le banche del Veneto ancora nel 2015 e per cui è un accordo che già funzionava prima e per cui ha senz'altro più facilità ad essere applicato. Per gli altri, per le altre regioni, io non conosco in maniera precisa tutta quanta la partita, però so benissimo che c'è un accordo nazionale fatto tramite l'ABI, l'Associazione delle Banche e il governo proprio per gli anticipi. Io le consiglio, signora, di rivolgersi a una sede del sindacato per essere magari seguita in questa partita e capire dove sta l'inghippo, perché appunto, ripeto, per le notizie che abbiamo noi le cose stanno andando in maniera abbastanza veloci, tant'è vero che in alcuni casi riscontriamo, come dire, dei rallentamenti, ma giustamente deve essere così, in altre pratiche che l'INPS fa, perché giustamente si è concentrato e si stanno concentrando su questa partita e stanno facendo obiettivamente un lavoro intanto immane ma anche eccezionale e ottimo sotto l'aspetto della qualità e del tempo. Perfetto, signora Giada, io la ringrazio. Io ringrazio voi, ringrazio il dottor Visentin, e grazie delle risposte, di tutto quanto, e vi ringrazio tantissimo perché vi seguo dalla mattina alla sera. Grazie a lei. Grazie a lei. informazioni proprio a 360 gradi. Grazie. Quindi signora grazie Giada, in bocca al lupo, mi stia bene. Grazie. Adesso per noi c'è una breve pausa pubblicitaria dopo. Di nuovo in diretta, di nuovo insieme per parlare dell'emergenza lavorativa connessa all'emergenza sanitaria del Covid-19. Siamo in collegamento Skype con Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso, e Lucia Celi del patronato Inca di Castelfranco. E abbiamo già una telefonata in linea. Pronto, chi parla? Sì, buongiorno a tutti, sono Marianna. Io volevo fare una domanda. Prego. Ho ricevuto ieri, perché sono andato oggi in banca, cassa integrazione in deroga, ma non dovrebbe essere il pagamento dell'80% dello stipendio? Domanda. Perché, mi scusi signora Marianna, lei quanto ha ricevuto? Nemmeno il 30% dal 5 marzo al 31 marzo. Cassa in deroga quindi? Sì. Visentin, cosa possiamo rispondere alla signora Marianna? Sì, l'80% è una convenzione, sono dei massimali previsti dalla legge, che sia il 30% della busta paga. Adesso io non so che busta paga la signora, però credo sia probabilmente qualcosa da verificare. Io le consiglio magari di contattarci e verifichiamo effettivamente con i cedorini paga precedenti e con quanto le è arrivato per capire di cosa si tratta. Signora Marianna, le chiedo, lei lavora full time? Part time,
pensione settimanale con contratto a scadenza il 31 maggio, ma ho sentito le mie colleghe, hanno percepito anche loro una cifra irrisoria che neanche arriviamo al 30% dello quindi parliamo di base. Parliamo di quanto? 296 euro. E lei lavora quante ore alla settimana, ha detto? 20. 20, ok. Quindi Visentin è un contratto part-time. No, sì, ripeto, bisognerà capire bene uno che cosa è stato liquidato e in alcuni casi bisognerà capire se sono state indicate tutte quante le ore di cassa integrazione, per cui, ripeto, diventa difficile dire sì è così, è giusto o è sbagliato. È bene che vediamo la documentazione e riusciamo a risalire a dove il tipo di conteggio che è stato fatto e se corrisponde al vero, se corrisponde a quanto è successo o meno. Il consiglio è di passare e che diamo un'occhiata. E signora Marianna, lei quanto si aspettava? Ma almeno l'80% per come è stato detto. Non dico gli 800, ma i 600, anche se è meno dell'80%, ma arrivare neanche a 300 euro, signori miei, siamo proprio all'osso, Certo. E non sono l'unica, tutte anche le mie colleghe, le ho sentite, anche loro si sono lamentate che hanno preso neanche il 30%. E lei in che settore lavora, signora Marianna? È un'azienda di arti religiose, oggettistica religiosa. Ok. E non siamo chiusi perché giustamente il campo delle chiese ancora non sono al 100%. Certo. Va bene, quindi la invito a contattare l'Inca o comunque il sindacato per capirne un po' di più perché appunto, come diceva Visentin, c'è un po' da fare chiarezza su questo aspetto. Perché non è corretto, allora, giusto? È come pensavo io che l'80%, non il 30%. Visentin. No. Allora, il massimale di cassa integrazione si aggira intorno all'80% di quanto prende un lavoratore, però ci sono, ripeto, dei massimali stabiliti alla legge, per cui se una busta paga è di 3.000 euro, è ovvio che non sarà l'80%, ma sarà come dire il 50%, sarà il 45%, perché i massimali sono intorno ai 1.200 euro lordi, mi sembra di ricordare così a memoria. Ovviamente qua stiamo parlando di un'altra cosa, qua può essere che come dire, non siano state inserite, però faccio un azzardo, non dico che sarà così perché, ripeto, bisognerà vedere la documentazione, tutte quante le ore di sospensione che magari sono state fatte. Può esserci che ci sia un errore, per questo il suggerimento è venga con un cedolino paga vecchio e con quanto le è arrivato e capiamo che cosa è successo. Signora Marianna, la ringrazio per il suo intervento. Grazie a voi. In bocca al lupo, grazie. Una buona giornata, grazie. Celi, torno a lei. Questa mattina ci siamo sentiti e mi diceva che c'è una truffa che sta girando, quindi è giusto parlarne ai nostri telespettatori. Che cosa sta succedendo? Sì. Praticamente abbiamo avuto delle segnalazioni da alcuni nostri assistiti ai quali abbiamo fatto il bonus di 600 euro e ci hanno detto di aver ricevuto un messaggio intestato INPS che non gli risultava chiaro. Io posso anche mostrarlo. In questo messaggio si chiede di inserire il proprio codice IBAN, il codice fiscale e tutto. Vi faccio vedere la videata, va bene. Questo è il messaggio che è arrivato. La persona ci ha ovviamente contattati perché aveva dei dubbi. Noi prontamente abbiamo sentito, tramite la nostra responsabile provinciale, abbiamo sentito l'INPS e l'INPS ci ha detto che loro in nessun modo mandano messaggi del genere. Vi faccio vedere la seconda parte del messaggio, dove vedete le persone devono inserire il proprio codice IBAN e il proprio codice fiscale. Pertanto è stata segnalata come truffa. È vero che l'INPS comunica con gli utenti tramite messaggi. Quando una persona fa una domanda tipo di disoccupazione,
riceve immediatamente un messaggino dall'INPS con il protocollo della domanda. Magari può anche essere chiesta di recapitare della documentazione, ma mai rispondere, mai reinoltrare codici fiscali a questi messaggi con queste metodologie. È sempre bene confrontarsi con il patronato, l'ufficio che vi ha aiutato nel seguire la pratica. Grazie per questa importante segnalazione. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, chi parla? Sì, buongiorno, parla Duse. Volevo chiedere un'informazione, io sono in cassa integrato dal 15 marzo. Da quando, scusi? Dal 15 marzo. Sì. Sono un dipendente dell'autotrasporto. Ok. Ho chiesto l'EBA, perché le ha fatto la domanda tramite CGIL l'EBA, per sapere quando arrivava la cassa integrazione. Però l'EBA, in poche parole, mi hanno detto che loro non hanno ancora il nominativo mio, mi hanno dato il numero al CGIL. La CGIL ce l'ha ancora nel cassetto la domanda. Vuoi sapere informazioni per che motivo? Sono 15 di maggio quasi. Ma mi scusi, per capire un po' di più, lei con chi ha comunicato fino a oggi? No, niente, perché ha fatto tante datore lavoro. Ho chiamato, dopo mi ha dato le carte, ho chiamato l'EBA per sapere quando è in cassa integrazione, quando arriverà questa cassa integrazione. L'EBA mi hanno detto che loro non hanno ancora nominativi e mi ha dato il numero della CGIL. La CGIL aveva ancora le domande lì nel cassetto. Vorrei sapere, insomma... Ok, la sua è una cassa in deroga, quindi, che lei sappia? Sì, per il Covid. Ok. Visentin sembra un altro caso di cassa in deroga. Sì, magari se il signore mi contatta, verifichiamo. A me non risulta che noi abbiamo domande nei cassetti. Anche perché non siamo noi che facciamo le domande di cassa integrazione. Molto probabilmente questo lavoratore sta parlando di una prestazione EBA per la B06 dove si dà un contributo a chi è in sospensione e sono state e le stiamo lavorando. Sono arrivate circa 5.000 domande e le stiamo lavorando tutte quante, ma voglio dire non dipende da noi se non arrivano i soldi. Noi non tratteniamo domande nel cassetto, in ogni caso se mi contatta casomai lo vediamo il suo caso e capiamo di cosa sta parlando. Io ho chiamato proprio l'altro giorno l'EBA per sapere quando è che sei in pagamento. E l'EBA mi ha dato loro il numero del CGIL. Ho chiamato quella CGIL e mi ha detto che le domande erano ancora lì, ferme. Devono ancora spedirle. Per quello non è che proprio delle 2 giorni fa. Mi contatti e si fa dare il mio numero, o lo dico anche in diretta, non c'è problema, è 335 727 4000 e vediamo il caso. Va bene, vi ringrazio lo stesso. Niente. Grazie mille, in bocca al lupo. E adesso per noi c'è un altro momento di pubblicità, ritorniamo subito dopo. Di nuovo in diretta per parlare di lavoro con Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso, e Lucia Celi del patronato Inca di Castelfranco. Visentin, torno da lei per parlare del fondo di integrazione salariale, del FIS. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa anche con il segretario veneto Ferrari. In questo caso ci sono stati dei ritardi per i lavoratori che fanno riferimento e affidamento a questo strumento. Sì, ricordo, i lavoratori che fanno riferimento a questo strumento sono i lavoratori nella maggior parte del commercio o dei servizi ha una procedura che è senz'altro è stata definita più complessa e complicata. In effetti è quello strumento che ha ancora dei ritardi, anche se appunto le ultime notizie che abbiamo avuto dall'INPS qua in Veneto ci dicono che hanno iniziato a
pagare le prime prestazioni. Ora è chiaro che tra l'altro avevano convogliato tutte quante le forze per pagare le casse integrazioni ordinarie e straordinarie e in deroga. Adesso ovviamente dalla prossima settimana ci dicono che sono nelle condizioni di lavorare anche in fissa, in modo probabilmente nei prossimi 10 giorni di evadere tutte quante le richieste fatte. Anche qua alcune sono già state evase, soprattutto c'era un problema legato al riconoscimento della stagionalità e noi abbiamo fatto in modo che ci potesse essere un superamento di queste logiche che rallentavano anche le procedure. C'è un altro aspetto, lo dico subito, legato alla questione del FIS, dove tendenzialmente al momento non vengono riconosciuti gli assegni familiari. Ecco, noi riteniamo che questo sia un problema, che non sia corretto non riconoscere il pagamento degli assegni familiari con la prestazione FIS e stiamo lavorando ai vari livelli proprio perché si superi anche questa condizione, questa interpretazione che secondo noi erroneamente viene data, e ovviamente abbiamo anche già detto che nel caso si continuasse noi saremo anche nelle condizioni di aprire un'avvertenza nei confronti dell'INPS per appunto far riconoscere questa importante risorsa che sono gli assegni familiari anche a questi lavoratori. Chiaro Visentin, un'ultima cosa, mi pare ci siano anche delle novità sul fronte dell'artigianato. Sì, sul fronte dell'artigianato abbiamo chiuso un accordo la settimana scorsa dove sostanzialmente si utilizzano dei fondi che sono stati accantonati dall'ente bilaterale per venire in aiuto a quei lavoratori e in parte anche a quelle aziende che stanno riprendendo il lavoro o che hanno la necessità di fare degli investimenti per quanto riguarda come la sanificazione piuttosto che l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, dove appunto verranno dati dei contributi, e invito anche i lavoratori a contattarci perché ci sono dei contributi anche a disposizione dei lavoratori, soprattutto se tutti e due i lavoratori, magari marito e moglie, stanno lavorando in un'azienda artigiana. C'è un contributo previsto per chi si è fermato, non ha avuto la possibilità di lavorare, per cui da aggiungere alla cassa in deroga in questo caso, oppure un contributo per chi ha i figli che vanno a scuola e che in questo periodo sono rimasti a casa e hanno dovuto sostenere delle spese o sosterranno delle spese per quanto riguarda l'acquisto di strumentazione didattica, computer piuttosto che tablet eccetera, per cui insomma, o per le linee telefoniche da potenziare eccetera, per cui insomma ci sono dei contributi che abbiamo sbloccato, abbiamo fatto questo accordo e sono delle novità che si aggiungono ai contributi che di solito si danno a quei lavoratori. Chiarissimo questo sul fronte dell'artigianato, mentre chiedo a lei in ultimissima battuta, c'è in 60 secondi, quali sono gli altri strumenti che in questo momento vi richiedono le famiglie, i lavoratori, oltre alle indennità e ovviamente agli ammortizzatori sociali? Allora, con il decreto del 17 marzo, il Cura Italia, il governo ha predisposto dei sostegni alle famiglie, come dicevo prima. Si parla di un'aggiunta di 15 giorni al congedo parentale, di un'aggiunta di 12 giorni nei permessi della legge 104 per chi assiste persone disabili. 12 giorni erano per i mesi di marzo e aprile. Tutto questo sembra sarà rinnovato con il nuovo decreto anche per i mesi di maggio e giugno. C'è anche il bonus, come dicevamo poc'anzi, dei 600 euro per le partite IVA, i co-co-co, i stagionali, gli addetti al turismo, gli agricoli, i lavoratori agricoli e dello spettacolo, e c'è anche
il bonus babysitting, perché continua a lavorare e non usufruisce di congedo straordinario, che è appunto un aiuto per pagare chi ti dà una mano con i bambini che, come dicevo prima, sono a casa da scuola. Quindi non ci resta a questo punto che aspettare anche il testo definitivo del decreto. Esatto, del decreto maggio, che il sottosegretario all'economia Baretta questa mattina ci ha detto arriverà nei prossimi giorni, forse già alla fine di questa settimana. Io vi ringrazio gentilissimi, buon lavoro a Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso, e a Lucia Celi, responsabile del patronato Inca di Castelfranco. Grazie e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Arrivederci, grazie. Siamo alle battute finali. Io vi ricordo soltanto la notizia di giornata del Presidente Zaia nel corso della conferenza stampa, la creazione di questa banca del sangue dei soggetti guariti da Covid. Si parla quindi in maniera prepotente di cura con il plasma. 12 pazienti in Veneto sono già stati trattati e i risultati, ha detto lo stesso Zaia, sono incoraggianti. Contemporaneamente è stato dato il via a un nuovo fondo per le imprese, un fondo regionale da 30 milioni di euro che va a sommarsi al decreto liquidità del governo. Nel frattempo sono nati 2 pulcini all'unità di crisi di Marghera. Si tratta delle uova che erano state regalate al presidente Zaia da un bambino di Padova, Ivan. Oggi quindi le prime schiusure, le prime uova che si sono schiuse. Questo è tutto, chiudiamo quindi con questa nota di colore. Noi rientriamo in diretta alle 17:30. Vi ringrazio per l'attenzione, buon proseguimento di giornata.